Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti gli ospiti. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini. Un saluto a tutti gli ospiti. Porto il saluto del Presidente Ciambetti perché purtroppo ha avuto un imprevisto e non potrà essere qui oggi con noi, però mi ha pregato di leggere un suo discorso, ecco che adesso il suo saluto. Benvenuti a tutti e un grazie agli organizzatori che hanno fortemente voluto questo momento di riflessione su un tema che è molto più complesso e grave di quanto di norma si pensi. L'iniziativa odierna vuole sollecitare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe dirigente, non solo politica, veneta, sul tema del bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. Questione strategica di cui è particolarmente esperta la Fondazione Libra, di cui oggi abbiamo qui importanti esponenti, che ringrazio, a iniziare dalla Presidente Giuseppina Filieri, psicologa e psicoterapeuta, Adriana Battaglia, Vicepresidente, già referente Commissione Europea Cyberbullismo, nonché Carlo Corrà, responsabile CTS Fondazione Libra, criminologo e sociologo. I dati di studi approfonditi svolti nel territorio non lasciano ombra di dubbio. Il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, nonché della violenza di genere sono più preoccupanti. Poco meno di un ragazzo su 5, circa il 18%, ammette di aver fatto atti di bullismo, mentre il 12% dei giovani ha subito prepotenze a causa del proprio background etnico. Il 9% per il proprio orientamento sessuale, reale o presunto, e il 9% per una propria disabilità. Già nella scorsa legislatura avevo personalmente e con il sostegno dell'ufficio di presidenza sollecitato sulla materia il Corecom del Veneto, il Comitato regionale di controllo delle comunicazioni, che è l'unico organismo regionale ad avere una competenza specifica su internet e quindi sui social, invitandolo a sviluppare l'iniziativa di concerto con l'ufficio scolastico regionale in collaborazione con la polizia postale. Bisogna comprendere che la battaglia per contrastare il bullismo, la violenza di genere e il cyberbullismo è un capitolo strategico di un tema ancora più vasto e complesso, che investe tutti. Il valore del rispetto degli altri, perché non possono esistere libertà, giustizia, fratellanza senza il rispetto dell'altro. Il Mahatma Gandhi diceva: la mia opera sarà compiuta se riuscirò a convincere l'umana famiglia che ogni uomo o donna, per quanto fisicamente debole, è il difensore della propria libertà e del rispetto di sé. Perché ciò avvenga dobbiamo essere al fianco del più debole, non solo fisicamente, ma anche culturalmente, dare a tutti gli strumenti per difendersi e difendere così quel valore che è il rispetto dell'altro, delle opinioni altrui, delle idee altrui, dell'altrui fede o passione. Il nodo è culturale. Da qui potremo spingerci oltre. Bisogna colpire le certezze di chi pensa di poter agire impunito, protetto dall'anonimato che molti social permettono. Anonimato agevolato spesso anche dall'agire in un gruppo indistinto di persone. Chi pensa di poter far conto sull'omertà o sulla paura. Tutte caratteristiche, purtroppo, del modello mafioso. Ma ciò che ci fa dire che il campo principale d'azione deve essere la cultura della legalità e il rifiuto della violenza vile. I temi sono molti da trattare e non voglio sottrarvi tempo, ne voglio sottrarre tempo ai nostri illustri ospiti, qualificati e qualificanti. Esiste una legge, la 71 del 2017, aggiornata con voto unanime del maggio scorso, ma oltre alla legge serve una massima attenzione di tutti noi, la massima attenzione dell'intera classe dirigente, perché queste forme di violenza sono un cancro che può ammalorare l'intera società. Non sottovalutiamo questo problema. Auguro a tutti buon lavoro. Presidente Ciambetti. Volevo ringraziare anch'io personalmente il Presidente Ciambetti per l'organizzazione di questo evento e per averci concesso di essere qui oggi. E un grazie ai rappresentanti di Fondazione Libra, in particolare la Presidente Giuseppina Filieri. Loro sono i promotori di questo importante convegno. Sono loro che insieme ad altri colleghi e collaboratori si impegnano quotidianamente con la Fondazione per dare a chi è vittima di violenza una rotta per ricominciare a vivere liberi dagli stereotipi, dalla esclusione sociale. Sono loro, insomma, che vogliono ringraziare per tutto quello che fanno nella nostra società contro queste orribili piaghe come il bullismo e la violenza di genere.
Bullismo e cyberbullismo sono ormai purtroppo tutti, sono ormai un problema che tutti abbiamo iniziato a imparare a conoscere, manifestazioni strettamente connesse tra loro che destano preoccupazione per via dell'escalation verificatasi negli ultimi anni. Per quanto riguarda la violenza di genere, non possiamo non constatare purtroppo come episodi di questo tipo siano sempre all'ordine del giorno, casi molto spesso nei quali la vittima subisce atti di aggressività da parte di un carnefice. Casi dove nella stragrande maggioranza la vittima è una donna e l'aggressore è un uomo. Non occorre che vi dica quante donne in Italia e nel mondo perdono la vita ogni anno a causa di fatti come questi. Non serve che ricordi il dolore che abbiamo provato quando abbiamo letto la storia di giovani studenti che si sono suicidati per le offese e gli insulti ricevuti dai loro compagni di studi. Giovani vite spezzate, intere famiglie martoriate da un dolore incomprensibile. Un tragico bollettino di guerra che, unito agli appunto degli episodi di bullismo e cyberbullismo, riempie ormai con drammatica frequenza i telegiornali e i giornali. È per questo che è giusto confrontarsi tra di noi oggi, in questo convegno, con personale esperto di tali problematiche. È per questo che dobbiamo con ostinazione e determinazione impegnarci noi tutti sempre per contrastare la diffusione di questi episodi. E il primo passo da fare è parlarne, confrontarci, ascoltare, perché pensiamo sempre che certi fatti accadano lontano da casa nostra, per poi scoprire che però invece sono anche in mezzo alle nostre comunità, ma che per la vergogna o la paura non riusciamo a vedere. Grazie quindi all'organizzazione ancora di questo convegno. Presento intanto i primi ospiti, poi ci sarà un moderatore che lo farà, la dottoressa Giuseppina Filieri, il signor Caffini e il dottor Corrà. Grazie e vi lascio la parola. Buona giornata, buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al convegno La violenza nelle relazioni, bullismo, cyberbullismo e violenza di genere. Mi ripeterò, ma anch'io devo ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti e soprattutto la consigliera regionale Elisa Cavinato, che ci ha dato questa ottima possibilità di presentarci e presentarvi quelle che sono le attività che la Fondazione Libra ha fatto e continuerà a fare, soprattutto sul territorio del Veneto. Prima di iniziare con il convegno, vorrei chiamare sul palco il capitano Fabrizio Borghi della stazione di Venezia per un saluto. Buongiorno a tutti, mi fate fare il primo saluto che è notoriamente il più facile, è quello più semplice. Io mi ripeto per la terza volta, i ringraziamenti sono dovuti agli organizzatori, sono dovuti ai partecipanti e sono dovuti alla Fondazione Libra. Io faccio un mea culpa, dottoressa, non conoscevo la Fondazione Libra, l'ho scoperta in questi giorni andando a curiosare un po' su quello che faceva e sono rimasto veramente impressionato perché tutti sicuramente lo saprete, io ripeto l'ho scoperto da poco, la Fondazione Libra, e mi corregga se sbaglio, fa della formazione un suo cardine come aspetto preventivo agli episodi di cui oggi stiamo trattando. La formazione è un aspetto che non può prescindere quando pensiamo alla violenza di genere, quando pensiamo al bullismo e quando pensiamo al cyberbullismo. Io vi parlo da ufficiale dei carabinieri, da rappresentanti di una forza di polizia. Noi seguiamo un percorso che parte dalla prevenzione e giunge fino alla repressione, questo è evidente. Ma alla base di tutto deve essere la coscienza comune, deve essere la cultura, senza la quale evidentemente non si può completare un percorso di piena consapevolezza del fenomeno. L'Arma dei Carabinieri è da sempre impegnata sul fronte delle vittime di bullismo, dei giovani, delle donne, degli uomini vittime di violenza di genere sotto tutti i vari profili. Noi abbiamo una grande fortuna, consentitemi di usare questa parola, fortuna, di essere ovunque e di cercare di essere ovunque e di ascoltare
chiunque si rechi nelle nostre caserme. Dell'ascolto noi abbiamo fatto il primo pilastro di prevenzione e di contrasto a questi fenomeni. Ascoltiamo chi ci viene a raccontare un episodio, ascoltiamo chi viene a denunciare, ascoltiamo chi non sa cosa fare in merito a ciò che gli accade, e questo ci consente chiaramente di avere una panoramica e una visione del problema a 360 gradi. Poi ovviamente seguiranno gli aspetti tecnici, normativi, repressivi, su cui adesso non voglio soffermarvi perché sarebbe noioso. Quindi concludo ringraziando nuovamente gli organizzatori, ringrazio la Presidente, ringrazio la Fondazione, vi auguro un buon lavoro e continuate su questa strada che sommessamente ritengo sia la migliore. Grazie a tutti. Grazie capitano. Diciamo, non si deve preoccupare del fatto di non aver conosciuto prima la Fondazione, proprio perché siamo qui per questo, proprio per far conoscere e allargare un attimo il bacino di persone che potrebbero aver bisogno di tutti quelli che sono appunto i progetti e i protocolli che la Fondazione mette in atto. Io sposo pieno le sue parole che ha detto prima, perché sono un poliziotto. Io sono un poliziotto e diciamo sono qui in veste di sindacalista, perché sono il responsabile del sindacato italiano appartenenti Polizia Veneto, e come segretario regionale ho abbracciato la causa di quella che è oggi la Fondazione Libra, una decina di anni fa, e da cui diciamo con un incontro, vi faccio una breve genesi di quella che è stata la storia che ci porta oggi qui a fare questo convegno. Una decina di anni fa io ho conosciuto il presidente della Fondazione Assosafe, Mattia Mingardo, e la dottoressa Filieri. Abbiamo, come dire, parlato di quelli che erano i casi di cronaca e abbiamo, come dire, deciso di mettere in campo, ognuno nel proprio ruolo, quelle che erano le nostre possibilità, quelle che erano le nostre conoscenze, quelle che erano le nostre disponibilità nel poter portare nel sociale un approccio a quello che una decina di anni fa, diciamo, stava diventando un fenomeno di cronaca quotidiano, e che oggi, l'ultimo episodio di violenza c'è stato ieri sera con un omicidio a Torino, con tanto di questa notte sì, di problemi legati al braccialetto elettronico e quello che ne consegue. Quindi da questo incontro è nato diciamo, questo rapporto di amicizia che si è sviluppato nel tempo, con una bellissima iniziativa che è partita proprio qui dalla Regione Veneto, con il progetto Frena il Bullo, un progetto che è stato patrocinato in primis appunto dalla Regione Veneto, poi da Camera, Senato e Consiglio dei Ministri dell'allora governo, e ci ha portato in tutte le regioni d'Italia a fare dei convegni nelle scuole, a parlare con i ragazzi, con i genitori, con i docenti, con un approccio multidisciplinare, perché come tutti i problemi complessi hanno bisogno di diversi approcci per cercare di risolverli. È chiaro che la risoluzione sarà impossibile purtroppo, però si possono apportare come dire, diversi correttivi e si possono apportare delle nuove idee. Questo approccio multidisciplinare, appunto, che avevamo strutturato all'epoca, è quello che poi è stato nel corso del tempo il fil rouge, come vi dicevo, che ci porta poi alla Fondazione Libra di oggi. Molto semplicemente, il ruolo delle istituzioni nella parte repressiva, carabinieri, polizia e le altre forze. L'approccio psicologico, la dottoressa Filieri ed altri professionisti nell'analisi della personalità diciamo sia delle vittime che dei carnefici, e poi altri professionisti come avvocati,
piuttosto che altre persone delle istituzioni nell'insieme per cercare di apportare qualcosa a questo tipo di problematica. E come vi dicevo, appunto, nel corso degli anni sono state sviluppate tantissime iniziative che ci riportano oggi in Regione Veneto con questa nuova realtà, quella che è la Fondazione, dei suoi centri di ascolto e delle sue iniziative che vi verranno poi, diciamo, esposte più tardi. Adesso faccio un saluto agli amici del nuovo sindacato Carabinieri che sono qui con noi e con cui abbiamo attivato da diverso tempo una collaborazione con i quali portiamo avanti ulteriori iniziative sempre nell'ambito chiaramente del sociale. Adesso prima di lasciare la parola ai relatori vi faremo vedere alcuni video di testimonianze che possono partire. Grazie. Possiamo far partire anche il secondo. Ogni persona quando nasce ha un obiettivo, ha un progetto, si dice, no? Chi fa del bene, chi fa del male, comunque poi nella vita si cambia. Io per un bel periodo della mia vita mi sono sentito proprio come se il male, la sofferenza, le ferite che subivo ogni giorno, le delusioni, i pugni, gli schiaffi, gli sputi, gli insulti, tutto quello che mi capitava intorno a me di brutto, me lo meritassi. A una certa mi sono detto anch'io che alla fine era colpa mia, me lo meritavo, insomma. Tutto iniziò alle medie. Io ero un ragazzo molto timido, molto impacciato, molto introverso, un grassottello. Non avevo amici. E si sa che nel mondo dell'adolescenza c'è questa voglia di potere nei confronti degli altri. Io subì bullismo, sono stato vittima di bullismo per 3 anni. Tutto iniziò in prima media, all'inizio con battute sul peso, sul fatto che ero in silenzio, che ero da solo, cioè che non mi
che non mi calcolava nessuna e nessuno, che a scuola ero sempre distratto, che non riuscivo a fare niente, perché cose come DSA e ADHD per quel periodo lì almeno nella mia scuola non c'erano, non venivano prese in considerazione e in considerazione non ci davano peso, insomma. Se una persona non riusciva a fare una cosa era stupida, non avevo neanche tempo di stare lì a pensare a dargli una mano. Anzi, a volte davano man forte ai bulli. Mi ricorderò sempre, per sempre, me lo ricorderò perché è indelebile dentro di me la scena che ha iniziato l'escalation poi di tutto quello che poi divenne una routine di sofferenze, che come dicevo prima, a parer mio me lo meritavo. Come dicevo, io di stazza fisica ero parecchio grassottello. Era durante l'educazione fisica. Stavamo facendo un test tipo pela campestre, il professore poi doveva tirare fuori i migliori che avevano il minor tempo e per metterla poi a gareggiare con le altre classi. I migliori, io non ero migliore di niente, quindi... Comunque lo feci il test, cioè ero obbligato, diciamo, se no. Anche se sapevo come sarebbe andata a finire. Infatti arrivai ultimo e quando arrivai quasi al traguardo la gente cominciò a ridere perché ero praticamente stremato. Ridevano, facevano battute. Il professore non fece niente. Se ne sto in disparte a guardare il cronometro. Non mi guardò neanche in faccia quando arrivai. Scrisse il tempo sul foglio e... ciao. Di solito ero sempre l'ultimo a cambiarmi, appunto perché comunque essendo grassottello e tutto quanto avevo un po' di timore, timidezza, non lo so. Non mi piaceva mettermi a nudo con le persone. E iniziò lì, perché io quel giorno entrai per primo in spogliatoio, perché volevo andarmene. Tremavo, ero in ansia, ero bianco. E il bullo si avvicinò e mi disse... mettendomi il braccio intorno al collo, no? In segno come se fossimo amici. Mi disse: dai, vedo che fai fatica ad allacciarti le scarpe, non è che hai bisogno di mangiare qualcosa, sei bianco, stai tremando, sei sicuro di non aver fatto colazione? Oppure o perché c'hai troppa pancia che non riesci a chinarti troppo a legarti le scarpe? Io in quel momento mi alzai, volevo uscire dalla stanza, dallo spogliatoio, però lui si parò davanti a me, si mise tra me e la porta e cominciò a spingermi e io mi trovai in un cerchio di spinte perché altri poi si sono alzati e hanno cominciato a spingermi e caddi a terra e hanno cominciato a picchiarmi dandomi calci ai fianchi, pugni, schiaffi alla pancia, sputi, insulti e io non sentivo niente. In quel momento ci fu un vuoto dentro di me. Poi, quando finì tutto quanto, il bullo mi si avvicinò, mi diede un bello schiaffo sulla pancia e mi disse: ah, che stavamo solo scherzando? E andò via. Io ero da solo e mi sono detto: ma Emanuele, tu te lo meriti sta cosa? Cioè, sei grasso, è giusto così. L'odio che provano nei tuoi confronti è una cosa normale, no? Silenzio. Quello fu la cosa più brutta, il silenzio. Il silenzio che comunque anche le altre persone facevano, non solo io, perché io comunque quando tornavo a casa dai miei genitori non parlavo mai. A volte non mangiavo nemmeno, ma non perché dovevo dimagrire, ma perché non avevo voglia. Silenzio, il silenzio che facevano anche gli altri, quando vedevano queste cose non facevano niente. O davano manforte ridendo o si giravano dall'altra parte perché avevano pietà, pena, non lo so, o non gliene fregava, perché tanto
Emanuele è ciccione? Chi è che lo vuole? Sono parole che mi dicevo anch'io. Chi è che ti vorrà mai così? Cosa te le meriti le botte, gli insulti, gli sputi? Quando ti prendono e ti escludono da qualsiasi gruppo? Forse me lo meritavo. Andavo avanti così per 3 anni, per me era diventata una routine. Io arrivai a casa che studiavo, ma sì e no. Ero sempre solo, chiuso nella mia stanza. A volte addirittura era tutto buio. Mi buttavo a letto, non mangiavo, Il silenzio che facevano anche gli insegnanti, che hanno visto tante volte quello che mi facevano. Mi vedevano sempre che entravo a scuola col cappuccio, le cuffiette e lo sguardo sempre basso, come un agnello che sa che deve andare al macello, che sa che dovrà morire per sfamare qualcuno, ma sa che deve soffrire le pene dell'inferno. Io sapevo tutto quanto. Sapevo, sentivo che dentro di me dovevo farlo. Cioè, era giusto che io soffrissi così tanto. Perché me lo meritavo, perché io non ero nulla. La professoressa, per esempio, un giorno durante la ricreazione il bullo mi tirò giù i pantaloni davanti alla classe, io guardai il pavimento, non piangevo neanche, ma avevo perso tutte le lacrime quando tornavo a casa i primi giorni a piangere perché mi prendevano in giro, mi guardavano male, con quelle occhiatacce lì, con quelle battute che mi minavano proprio l'autostima, che appunto crollò. Quel giorno lì la professoressa, quando entrò, mi vide, non so neanche se mi vide sinceramente, perché io ero di spalle, però avevo i pantaloni abbassati. 5 minuti dopo che iniziò la sua lezione, di solito una persona quando vede una cosa del genere si preoccupa, ma per Emanuele, preoccuparsi di Emanuele non c'era da perderci tempo. Infatti la professoressa esordì dicendo: Emanuele, quant'è che ci metti a sederti? Io mi tirai sui pantaloni e guardai per terra e andai a sedermi, guardando sempre per terra, perché me lo meritavo. Me lo meritai talmente a tal punto che se mi facevo male io, che differenza faceva? Perché ormai il male me lo facevano gli altri, io dovevo farmi, cioè, che me lo facevano male io, me lo faceva male un'altra persona. Qual era il problema? Che cosa cambiava? Tanto io me lo meritavo dentro di me. Dentro di me c'era il fatto che, Emanuele, tu te lo meriti il fatto che stai male. Te lo meriti la sofferenza, i pugni, le botte, gli schiaffi, gli sputi, te li meriti. Un giorno mi picchiarono fuori da scuola e un ragazzo più grande di me mi difese e entrò e mi difese. E per me era la salvezza, cioè, una cosa stranissima. Cioè, nessuno si è mai preoccupato per me, mai, in un anno scolastico, la prima media, dove è iniziato tutto quanto. Nessuno si è mai degnato di guardarmi in faccia e dirmi: oh, ma stai bene? Tutto a posto? Vuoi che ti do una mano? Vuoi parlare? Vuoi un abbraccio? Vuoi qualcosa? Nessuno l'ha fatto, mai. Eppure quel ragazzo che non mi conosceva l'ha fatto. Mi invitò a una festa. Altra cosa. E la festa di compleanno la facevo da solo. Che cos'era una festa per me? Non c'era una terminologia festa, era una cosa che scrivevo ma poi non sapevo neanche cosa volesse dire. E io lì feci una conoscenza. Io a 12 anni iniziai a drogarmi, feci uso di cocaina, crack, alcol e anche altre cose, insomma, dai 12 anni ai 18. E io ero talmente convinto che anche la droga fosse un modo per farmi male, nonostante mi sentissi figo, supereroe, e poi quando finiva l'effetto però stavo malissimo, io sapevo che quel male io me lo meritavo. Io andavo avanti,
ogni giorno. Se all'inizio prima mi drogavo solo alle feste con la cocaina, ogni tanto bevevo, ogni tanto mi ubriacavo, insomma, pesantemente, robe così, no? Poi divenne proprio anche una quotidianità anche quella. Io non mi alzavo dal letto se non dovevo drogarmi. Se non mi pippavo quella riga di cocaina non andavo a scuola. Se mi alcolizzavo, se bevevo, se non mi facevo 4 sciottini alla mattina a stomaco vuoto per andare a scuola, non andavo a scuola, non uscivo di casa. Non uscivo dal bar. Perché me lo meritavo. Dentro di me c'era la parola te lo meriti. C'erano le risate che anche se ero da solo le sentivo dentro di me. Mi sentivo gli sguardi di tutti addosso, io sempre col cappuccio e gli auricolari nelle orecchie, guardavo l'asfalto, il pavimento, guardavo il soffitto quando mi sdraiavo a letto, ero addirittura arrivato a dormire con il cappuccio a letto, cioè per me era un modo per rifugiarmi. Per me la droga era la soluzione, ma è una soluzione che non ti porta a niente di buono, perché io quando cominciai a perdere tutti i miei amici cui facevo uso, feci un'esperienza. Praticamente mi chiusi in camera dopo essere andato all'ultimo funerale, che neanche in realtà partecipavo perché ero fuori, mi interessava gran poco. Comunque tornai a casa, mi feci un mix di cose tipo cocaina, farmaci, psicofarmaci, bevevo. Feci sta riga qua e andai in overdose. Sono stato nel limbo tra la vita e la morte e mi risvegliai a 16 anni in una pozza di pipì e sangue, e io so di aver toccato il fondo più di una volta, ma quella cosa mi ha cambiato la vita. Quello che abbiamo visto è una delle tante testimonianze raccolte nel corso di questi anni. Dopo questo video abbiamo un'altra testimonianza, che è quella di Lisa, che ha avuto altre tipologie di problemi, di cui adesso ci parlerà. Grazie, vieni Lisa. Buongiorno a tutti, io non sono brava come loro a parlare, però cerco di fare il possibile. E per quanto riguarda il discorso della violenza, io vorrei parlare un po' più rispetto alla violenza che magari parte dentro una casa, e magari proprio della tua famiglia, che dovrebbe essere quella che ti protegge da tutto. E sinceramente, personalmente, ho avuto un'esperienza abbastanza pesante, in cui c'era un padre assente, e quando il padre c'era era una situazione abbastanza drammatica. Ho visto mia madre fin da piccolissima crescere subendo violenza, soprattutto psicologica, verbale e di vario tipo, e da mio padre, dai suoi genitori, insomma da varie persone. E questa cosa ha fatto crescere in me una sensazione di disagio molto molto profondo. Io rivedevo la sofferenza di mia madre, la rivedevo anche dentro di me, e iniziavo a vedere che non andavo bene in nulla, e di conseguenza ho iniziato da subito ad avere degli atteggiamenti un po' particolari rispetto all'età che avevo. La scuola non mi aiutava affatto. Anch'io a scuola ho avuto grosse difficoltà, sia con gli insegnanti che con i compagni, soprattutto con le compagne. Già alle elementari subivo bullismo di vario genere, alle medie anch'io ho avuto il momento peggiore della mia vita. A casa non potevo parlare perché mi ritrovavo una madre fortemente depressa che non era in grado a badare nemmeno a mio fratello, nemmeno a me, e quindi non potevo dire nulla, e ho cercato un rifugio. Se Emanuele l'ha trovato nella droga, io l'ho trovato nei disturbi alimentari.
Ho passato dall'età degli 11 anni e mezzo fino a qualche anno fa a combattere con i disturbi alimentari, dall'anoressia alla bulimia a qualsiasi altro tipo di disturbo alimentare, perché poi nell'arco degli anni ti evolvi e di conseguenza cambiano anche le tue abitudini. In tutto questo l'unica consapevolezza forte che ho avuto è che io potevo raggiungere qualsiasi peso in altezza o in bassezza, ma non mi sentivo bene, non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo adatta, non mi sentivo parte di questo mondo fondamentalmente. E quindi continuavo la ricerca spasmodica di quello che era una pace interiore che non arrivava mai. Ho avuto problemi di autolesionismo e di conseguenza poi questa cosa qua mi metteva ancora più da parte rispetto alle persone che conoscevo. E poi non so bene il perché, ma qualcosa dentro di me ha iniziato a illuminarsi e quando ho capito che le persone che mi dovevano aiutare non mi avrebbero aiutato mai, ho iniziato a tirar fuori una forza che magari non credevo nemmeno di avere. Ho iniziato a fare dei percorsi di ricovero, ne ho fatti vari, svariati, di vari mesi, però in realtà i primi ricoveri non mi sono serviti molto. L'ultimo ricovero che ho fatto l'ho fatto nel 2020, quindi è abbastanza recente. Io nel frattempo ho avuto anche una figlia che è stata, come dire, probabilmente la forza per affrontare questa situazione, e con l'ultimo ricovero, andando ad analizzare il perché io avessi sviluppato questa cosa, ho capito che il disturbo alimentare era la mia ancora di salvezza, nel senso che era l'unico che mi capiva, mi comprendeva e mi dava una mano per andare avanti e non farla finita sostanzialmente. E tutto questo per dire che ognuno di noi probabilmente trova dei modi diversi per sfogare la sua solitudine, la sua sofferenza, la droga, il disturbo alimentare, l'alcol. Comunque si tratta di dipendenze, e dipendenze che fondamentalmente ti rovinano la vita. Io credo di aver dovuto crescere molto, diventare una donna adulta per capire che non potevo più andare avanti così. E grazie anche alle associazioni come ad esempio anche Frena il Bullo e tutte queste cose ho potuto avere una mano da persone che hanno magari passato proprio queste cose, e per me la testimonianza è una cosa che serve tantissimo, perché intanto non ti fa sentire solo e ti fa capire che comunque in un modo o nell'altro una soluzione può esserci, e nel mio caso la soluzione c'è stata, ci è voluto tanto tempo, ci è voluta tanta terapia, sono serviti tanti esperti, psicologi, psichiatri, anche i farmaci, che poi però comunque ho abbandonato fortunatamente dopo 20 anni, però la soluzione può esserci, c'è una via di fuga, e la via di fuga di certo non è una dipendenza. E la mia personale via di fuga, al di là di mia figlia, sicuramente è stata la musica. E quindi ho buttato un po' tutte le mie risorse nella musica, e nella musica ho trovato il mio rifugio, e soprattutto quando poi ho iniziato a perdere le poche amiche che avevo, che comunque erano persone che avevano condiviso con me il problema dei disturbi alimentari. E quindi ho deciso che quello che posso fare è magari portare la mia testimonianza e dire, nonostante 25 anni all'interno di queste problematiche, una possibilità e una via di fuga c'è. Bisogna volerlo, bisogna sforzarsi tanto, però c'è. Ecco, questo. Grazie Lisa della tua testimonianza. Abbiamo un'ultima testimonianza che è quella di Annalisa, che ci racconterà la sua di storia e dei problemi che ha avuto questa volta in ambito sportivo. È iniziato tutto ad agosto 2022, ero in seconda media e ho iniziato a ricevere, ad essere presa di mira dei miei compagni e delle mie compagne di squadra, e in cui non solo magari venivo giudicata per gli esercizi, il modo in cui li svolgevo, ma anche per com'ero esteticamente. Mi è stato detto in un periodo in cui io comunque pesavo 40 kg che ero una balena. Sentirsi dire determinate cose da dei coetanei non è una cosa molto facile, però nonostante comunque arrivavo ad allenamento che ero
un po' sotto pressione, perché comunque mi sentivo giudicata per qualunque cosa io potessi dire o fare, andavo comunque avanti perché avevo gli allenatori e le allenatrici che comunque mi sostenevano. Ho chiesto più volte che cosa potessi aver sbagliato, perché comunque mi sono sempre messa in discussione. Ho chiesto sia ai ragazzi sia agli allenatori, mi è sempre stato detto che non avevo fatto niente, anzi comunque gli allenatori mi hanno sempre detto che mi comportavo bene, che ero una ragazza che comunque si impegnava, ed ero comunque sostenuta da loro, quindi magari avevo ad allenamento demotivata, però avevo comunque un supporto. Il problema principale è stato quando gli allenatori, che prima mi sostenevano, mi incoraggiavano, mi guardavano, mi sorridevano, iniziarono a trattarmi come se fossi un fantasma. Io arrivavo ad allenamento, non ero più considerata. Gli unici momenti in cui ero considerata era quando si doveva ridere di me, momenti in cui anche gli allenatori ridevano. E lì veramente iniziai a... Io non avevo neanche mai parlato con i miei genitori, gliene parlai dopo, perché fu una situazione in cui non stavo veramente più bene. Diventò un clima tossico, nonostante quello fosse il mio rifugio da tutto quello che poteva succedermi al di fuori della palestra. Era la mia valvola di sfogo. E da quel momento ero veramente motivata, non volevo più andare ad allenarmi, non mi sentivo più bene, non ero più io, non ero più la ragazza solare, estroversa che sono sempre stata, ma ero diventata introversa, cercavo di nascondermi, avevo paura e arrivavo ad allenamento demotivata, ma anche con la scuola comunque mi sentivo demotivata nel fare tutto quello che potevo fare. Sono passata dal volermi allenare 7 giorni su 7, più ore al giorno, all'andare a scuola e ottenere dei buoni risultati, a avere un rendimento scolastico scarso, al non voler più allenarmi, non voler neanche quasi più andare in palestra ad allenarmi. E arrivavo a casa che comunque ero piena di ansia, andavo ad allenamento che tremavo, avevo paura, ma a volte mi girava la testa, ero comunque sempre sotto pressione, era come se ci fosse qualcosa che mi stritolasse. Allora con i miei genitori abbiamo deciso di cambiare palestra, solo che queste voci non si fermarono. Allora io con i miei genitori abbiamo deciso di andare un giorno nella mia vecchia palestra per risolvere la situazione che stava continuando, così da porre fine e andare avanti. Il problema principale avvenne quando io mi ritrovai nella palestra in cui ero, con i ragazzi e le ragazze che mi avevano preso di mira, gli allenatori, alcuni alla mia destra, alcuni alla mia sinistra, e il dirigente sportivo. Io iniziai a parlare e all'improvviso i genitori dei ragazzi e le ragazze che mi avevano preso di mira entrarono dentro alla palestra in maniera... non saprei neanche ben descriverla, avevano una rabbia che gli percorreva tutto il corpo, avevano un rancore in corpo che decisero di riversare contro di me, contro una ragazzina che all'epoca aveva ancora 13 anni, ne dovevo ancora compiere 14. E io mi sono ritrovata ad essere vittima di questi genitori che iniziarono a riversare contro di me tutto il rancore che avevano in corpo, mi iniziarono a dire su tutto quello che gli passava per la testa e in maniera continua, proprio con rabbia, toni veramente inferociti, come mi sono sentita come se ero un agnello circondata da lupi. Un genitore principalmente mi aggredì, mi disse delle parole veramente pesanti, specialmente per una ragazzina di 13 anni. Io volevo solamente chiarire, ripeto, e mi sono ritrovata ad essere attaccata. Gli allenatori non hanno fatto niente, il dirigente sportivo non ha fatto niente, sono andati contro a dei loro coetanei per difendere una minore. Io avevo 13 anni, avevo un quarto della loro età e mi sono dovuta difendere da sola. Mi sono difesa una volta, mi sono difesa la seconda, mia mamma è entrata perché ha sentito, la terza non ce l'ho fatta. Ho preso, me ne sono andata fuori dalla palestra, piangevo, non riuscivo a respirare, tremavo,
Da quanto piangevo disperatamente, non riuscivo proprio neanche se aprivo gli occhi era tutto appannato, facevo fatica a stare in piedi. Io quella sera ho pianto per minimo 2 ore, ero disperata, era come se, non dico fossi morta, però è stato pesantissimo. Io nei giorni dopo ero assente, sono sempre stata una ragazza veramente solare e ritrovarmi che non riuscivo a provare nessuna emozione, ero presente ma allo stesso tempo la mia anima era come se non provassi sentimenti, era come se fossi un fantasma, veramente. E nei giorni successivi iniziarono gli accessi ai pronti nei mesi successivi iniziarono gli accessi al pronto soccorso. Ho avuto attacchi d'ansia, di panico, ce li ho avuti ancora. L'ultimo è stato 1 mese, 2 mesi fa, che comunque è un buon risultato per me perché c'era un periodo in cui li avevo tutti i giorni, piangevo disperatamente, periodi in cui io mi ricorderò sempre, c'era una sera in cui mi sono messa a piangere, ho iniziato anche ad urlare, i miei genitori si sono preoccupati giustamente. E io ero lì con mia mamma a dire: mamma, sono stanca, non ce la faccio più, sono stanca, non voglio più soffrire, ero in lacrime. E mi hanno fatto parlare con il neuropsichiatra nei pronto soccorso, ho iniziato la terapia con la dottoressa, la psicologa, la dottoressa Filieri, e fu veramente difficile, nonostante comunque avessi tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e incoraggiato. Però avevo paura io, avevano paura loro, anche ad intraprendere il percorso. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che comunque mi hanno sostenuta e mi hanno incoraggiata a intraprendere il percorso. Io non ho mai detto di no, mi sono fatta accompagnare, mi sono fatta aiutare. Se bisogna prendere dei farmaci li ho presi, li prendo tuttora, dei psicofarmaci, e andare in terapia, e ho dovuto smettere comunque quella che era la mia più grande passione. E per me non è stato per niente facile, non è stato facile con la scuola, mi ritrovavo delle mattine in cui non riuscivo proprio ad alzarmi, non avevo la forza fisica di alzarmi, ero veramente stanchissima, periodi in cui andavo a dormire tra le 2 e le 4 perché prima non riuscivo a prendere sonno, e attacchi d'ansia o di panico comunque costantemente. Mi ricordo comunque, io non ho mai detto niente, ho sempre fatto fatica a parlare, e mi ritrovavo ad avere comunque persone che mi dicevano, quando io raccontavo ciò che avevo vissuto, a dirmi e a dire a mia mamma: che cosa stai facendo, ti stai rovinando, i psicofarmaci ti rovinano, andare in terapia, i psicologi chissà che cosa ti mettono in testa. E mi è stato detto: ma se io fossi stata in te, io avrei fatto e avrei detto, l'hanno detto anche a mia mamma. Non hanno vissuto quello che ho vissuto io, penso di averla affrontata veramente bene questa situazione. Sono stati dei periodi veramente bui, e i farmaci, come quando si sta male, se ha la febbre si prende la tachipirina, ho preso i psicofarmaci per ristabilizzare l'umore. E piuttosto che rovinarmi, io veramente mi sento rinata. Negli ultimi mesi sono riuscita veramente a trovare uno spazio per me stessa e ritornare all'Annalisa che ero. Ho ripreso la mia passione, però io dico sempre, è stata una piccola sconfitta per una grande vittoria, perché sono tornata veramente più forte di prima, e sono felice di essere qui oggi a testimoniare, perché comunque sono giovane, e i giovani, sentendo altri ragazzi a loro età che hanno sofferto, riescono magari a prendere forza. Infatti vorrei proprio incentivare i ragazzi a parlare, a dire ciò che stanno vivendo, a raccontare, magari se si aprono una volta e non vengono capiti, di provare, riprovare, perché magari oggi non venite ascoltati, domani neanche, ma prima o poi arriverà qualcuno che vi ascolterà e capirà ciò che voi state vivendo e vi darà una mano. Se non siete voi per primi a chiedere aiuto, a parlare, difficilmente qualcuno da fuori lo farà per voi se voi non aprite bocca. Quindi veramente vorrei incentivare non solo i ragazzi a prendere fiducia in loro stessi, a parlare, a dire no alle ingiustizie che stanno vivendo, ma anche gli adulti e i genitori
ad ascoltare noi ragazzi, ad accompagnarci alla nostra crescita, a tutelarci, perché comunque siamo ancora piccoli, e specialmente dall'età dell'infanzia, e ad accompagnarci, e se si ritrovano dentro a determinate circostanze, a non aver paura di intraprendere determinati percorsi, o meglio, sì, è giusto aver paura, noi abbiamo avuto paura, io ho avuto paura, i miei genitori ne hanno avuta tanta. E insieme però siamo andati avanti, tutti insieme come una famiglia, perché se non si va insieme, tutti insieme, se non si va insieme e se qualcuno rimane indietro bisogna aiutarlo, anzi, nessuno deve rimanere indietro, tutti vanno avanti allo stesso passo e nessuno deve fare il proprio percorso, perché nel momento in cui ognuno fa il proprio percorso non si arriva da nessuna parte. Tutti insieme si supera il problema, si affronta insieme. Nonostante le paure, mi ricorderò sempre, mi sono ritrovata 4 mesi fa sul divano con mia mamma, io avevo le lacrime, stavo facendo un discorso e mia mamma mi ha guardata e mi ha detto: Annalisa, io ti prometto che un giorno sarai felice. Sono state delle parole che mi hanno colpito e tuttora fanno un certo effetto, perché sentirsele dire da un genitore fa comunque un po' male, perché ho sempre cercato di non pesare su di loro, non ho mai voluto dargli troppi problemi. E mamma, posso dirti che sono felice. Sono riuscita a ritrovare l'Annalisa che ero, sono tornata solare, non avevo più voglia di uscire con i miei coetanei, non avevo più voglia di uscire, non avevo più le forze, ho paura che se uscivo di stare male, di avere attacchi di ansia o di panico. Anche a scuola io mi sono ritrovata, cosa che non era mai successa prima, a piangere, a farmi il giro del cortile con le lacrime agli occhi, cercando di nascondermi per non farmi vedere mentre piangevo. E una volta, specialmente, non l'ho neanche mai raccontato ai miei genitori, mi sono ritrovata in classe, proprio quest'anno, che stavo avendo un attacco d'ansia. Ho iniziato a tremare, ad avere male al petto, iniziavo a giramenti di testa, lacrime, e io ero lì: dai Annalisa, ce la fai, ce la fai, ce la fai, trattieniti, però mi ha notata. E nel momento in cui mi hanno chiesto come stavo, non ce l'ho fatta, sono scoppiate le lacrime, ho preso e sono andata fuori dalla classe, perché non volevo farmi vedere dai miei coetanei in quello stato, anche perché nessuno sapeva ciò che stavo vivendo. E comunque ho avuto comunque un supporto dai professori, che mi sono sempre stati tanto accanto, e anche da alcuni miei compagni che comunque, non sapendo, hanno comunque provato a darmi una mano. Io sono uscita, mi sono fatta avanti e indietro, cercando di calmarmi, di respirare, ho detto no, devi andare avanti. Mi sono calmata, sono andata in classe e l'ora dopo ho fatto una verifica. E per me è stata una rivincita, è stata dai Annalisa, ce la fai, devi andare avanti e superare questi ostacoli che stai vivendo. E veramente è stato difficile, ma io ce l'ho fatta. Se fosse stato qualcun altro, io sono qui oggi per parlare, per testimoniare quello che ho vissuto, perché io oggi sono qua. Se fosse capitato a qualcun altro, o se i miei genitori mi avessero dato un sostegno, se la dottoressa mi avesse dato un sostegno, se io per prima non avessi parlato, io qui oggi potrei non esserci. Immagino che abbiate capito tutti perché siamo partiti dalle testimonianze, insomma. E grazie Annalisa della tua, soprattutto perché nonostante chiaramente gli episodi negativi e le vicissitudini che ci hai raccontato, comunque credo che tutti quanti apprezziamo la tua forza di volontà, il tuo spirito battagliero. Adesso, come vi dicevo prima, secondo la nostra visione di approccio multidisciplinare a quello che è il fenomeno di cui parliamo oggi, adesso lascerò la parola all'avvocato Alberto Petti, membro del comitato scientifico della Fondazione Libra, che ci parlerà dei reati che si compiono in rete e quali sono le responsabilità dei genitori quando a compierle sono i minori. Prego. Buongiorno a tutti. Da queste toccanti, devo dire la verità, testimonianze, emerge quanto
terribile radicato sia il fenomeno del bullismo all'interno della nostra società, perché ultimamente gli episodi si stanno moltiplicando ed è stato necessario, appunto, come vedremo fra poco, tirare fuori una legge che determinasse anche una responsabilità maggiore per questi bulli, perché ciò che noi abbiamo sempre visto nell'evoluzione è che questi bulli la facevano franca perché innanzitutto abbiamo sentito Emanuele diceva me lo merito, quindi non venivano nemmeno denunciati, non solo non venivano denunciati, ma l'idea era tanto non gli succederà mai niente, non la pagheranno mai, e poveretti, i soggetti che subivano queste vessazioni non si rivolgevano a nessuno, non si rivolgevano all'autorità giudiziaria, non chiamavano un avvocato e quindi in effetti la facevano franca. Per fortuna nel 2024, con entrata in vigore a giugno, c'è stata questa nuova normativa che ha appunto reso il fenomeno del bullismo un vero e proprio reato. Ma volevo fare un piccolo excursus su quella che è stata l'evoluzione sia normativa ma giurisprudenziale che ha portato alla creazione di questa norma, perché è molto importante. Allora, come noi sappiamo, il fenomeno di bullismo avviene prevalentemente sia fisicamente che verbalmente, ma tramite i sistemi elettronici, il cosiddetto cyberbullismo, che forse è anche più brutto perché si viene effettuato dietro l'anonimato che lo strumento elettronico è in grado di garantire all'aggressore. Spesso poi il fenomeno del bullismo avviene in gruppo, come lo definisce la legge, branco, come viene definito invece normalmente e giustamente dalla nostra società. Bene, dal punto di vista penale il bullismo prima non era considerato un reato, quindi tutti i comportamenti dovevano essere sussunti in altri tipi di reati che potevano essere quelli di percosse, lesioni, danni alle cose, diffamazioni, minacce e quant'altro. Ci furono poi due sentenze che noi chiamiamo caposaldo che portarono a questa evoluzione. La prima fu quella del 2017, sempre della Suprema Corte, che condannò un istituto scolastico per assenza di controllo, perché come abbiamo visto da Emanuele, lui diceva i professori, l'istituto scolastico vedeva ma non faceva niente. Questo era uno dei grossissimi problemi che doveva essere in qualche modo sconfitto, e questa sentenza portò proprio alla condanna non solo dell'istituto scolastico ma anche del direttore scolastico, che non fece nulla per evitare un fenomeno molto grave di bullismo. La seconda sentenza, che fu epocale, fu quella del 2021, nella quale è un caso di cronaca che poi bene o male tutti conosciamo. In pratica questo soggetto era diventato il bersaglio di un branco, e non solo era preso a pugni, calci, sputi, ma gli facevano anche mimare, e anche non solo mimare, determinati atti sessuali. In questo caso la Suprema Corte condannò i soggetti per violenza privata, quindi con una pena veramente molto forte, e cominciò ad aprire la strada a quella che poi diventò la legge del 2024. Questo perché? Perché nel 2017 ci fu il primo step, che fu la legge contro il cyberbullismo, la quale appunto prevedette tutte quante le questioni relative alla tutela del cyberbullismo, quindi anche la possibilità di fare ricorso immediato affinché chi gestiva i dati dovesse cancellare immediatamente, la possibilità poi di ricorrere al garante perché questi dati potessero essere oscurati nel giro di 48 ore, la possibilità dell'ammonimento da parte del questore. Quindi insomma già con quella norma si stava cercando di prendere in mano il problema e anche di gestirlo. Quello che dicevamo prima era poi l'altra cosa, tanto il bullo non la pagherà mai, anche perché probabilmente è minorenne. Spesso capita che i fenomeni di bullismo si avvengano all'interno della scuola o comunque di altri sistemi di educazione, perché allora prevalentemente e statisticamente avvengono scuola, tragitto casa-scuola, ambienti sportivi, prevalentemente. Quelle sono le sedi dove il bullismo più o meno si verifica. Poi c'è tutta la parte internet, ma quella è un'altra cosa. Che cosa si poteva fare? Denunciare appunto il bullo, una volta denunciato penalmente, chiedere risarcimento danni, e questo risarcimento danni poteva avvenire anche nei confronti del genitore, perché, non solo scusate del genitore, ma anche del genitore, perché ovviamente c'era un obbligo di custodia e di vigilanza. Lo stesso, come abbiamo detto nella sentenza del 2017, poteva essere richiesto il risarcimento danni anche nei confronti dell'istituto scolastico, perché se l'istituto scolastico non vigila come doveva vigilare, era responsabile di un risarcimento danni.
Non vi tedio sul tipo di risarcimento danni, questo risarcimento danni è sia fisico che morale, ovviamente spesso molto più morale, perché per quanto i danni fisici ci possono essere nell'ambito del bullismo, abbiamo sentito la cara Annalisa che in realtà lei fisicamente non ha subito nulla, ma dal punto di vista morale credo che le abbiano fatto perdere qualsiasi tipo di certezza che in quel momento potesse avere. Quindi, riassumendo, la tutela c'era, bisognava solamente seguirla, quindi denuncia penale, richiesta di risarcimento danni a tutti coloro che avevano l'obbligo di vigilare affinché il bullo non si comportasse in quel modo. Finalmente poi viene messa la nuova normativa del 2024, che è nuovissima perché è entrata in vigore a giugno, quindi noi non abbiamo nessun tipo di riferimento in questo momento di sentenze, decisioni o quant'altro. La cosa molto importante è che questa normativa ha non solo previsto il vero e proprio reato di bullismo, nonché la pena che va da 1 a 6 anni e 6 mesi, ma ha previsto delle forme preventive e delle forme anche, diciamo, curative, parliamo in questo senso. Nel senso, innanzitutto la scuola deve avere un piano di prevenzione antibullismo, è obbligatorio. Quest'anno non l'hanno fatto perché io ho chiesto a scuola di mia figlia, non l'hanno fatto, speriamo che lo facciano il prossimo anno. Tutto questo anche perché la scuola dovrà evitare l'eventuale richiesta di risarcimento danni. Il secondo step è che qualora un minore venga denunciato per bullismo e considerato tale, dovrà seguire, sulla base di quanto stabilito dal Tribunale dei minori, un piano rieducativo. Questo piano rieducativo sarà il Tribunale dei minori a doverlo non solo stabilire, ma anche seguire totalmente. Poi verrà dato un supporto psicologico non solo al bullo, ma anche ai genitori, perché noi non possiamo pensare che anche i genitori non abbiano bisogno di un sostegno per gestire una situazione del genere. Qualora poi il Tribunale dei minori, a fine di questo programma, a seguito della verifica, ritiene che il bullo abbia subito o abbia passato il proprio periodo di verifica, allora viene reinserito nella società, altrimenti viene messo in comunità apposite. Questo è veramente molto importante perché è un passo epocale, nel senso che non solo viene vista il reato e la situazione, la questione del bullismo come una questione penale, quindi pena, punto e basta, no. Hanno capito che questo fenomeno va non solo represso, ma va cercato di evitare fin dall'inizio con giuste assistenza anche ai soggetti che dovrebbero evitarlo, quindi alle scuole, ma va anche curato, non va represso e basta. E qua infatti dopo passo la parola alla dottoressa Filieri, che in realtà è l'esperta di questi sistemi, perché veramente hanno capito che abbiamo a che fare con un problema molto grosso, molto invasivo, che però non va solamente represso. Quindi non puoi prendere una persona, la metti in carcere e la lasci là, così non si risolve assolutamente nulla. Spero di essere stato chiaro. Io purtroppo ho dovuto accelerare un po' perché per impegni pregressi devo correre via. Spero di essere stato chiaro. Se avete qualche domanda, più che volentieri. Grazie. Grazie Avvocato, e adesso, come ci ha già anticipato, passiamo la parola alla dottoressa Filieri, psicologa, psicoterapeuta, psicologa forense e soprattutto presidente della Fondazione Libra. Prego Giuseppe. Buongiorno a tutti e a tutte. Io in primis sento il bisogno di ringraziare la consigliera Elisa Cavinato, che c'è sempre vicina. È una donna, è una professionista che c'è sempre. Quindi per questo la ringrazio. Ringrazio anche il presidente Ciambetti, scusatemi, per averci accolto qui. Inoltre faccio dei ringraziamenti, so che sono magari noiosi per voi che ascoltate, però per me sono doverosi perché accompagnano la Fondazione Libra, queste persone accompagnano la Fondazione Libra nella quotidianità. Quindi ringrazio il SIAP che è con noi da sempre, nella persona di Cristiano Caffini, il sindacato degli appartenenti della Polizia di Stato. Ringrazio Adli, il rappresentante, presidente Mattia Mingardo. Ringrazio il nuovo sindacato dei Carabinieri, Antonio Grande, con cui da poco abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione, credo che sia fondamentale. Ringrazio il comandante
della stazione dei Carabinieri di Venezia per essere qui con noi. Ringrazio il dottor Sposato per esserci rappresentante di quello che è la realtà lavorativa. Ringrazio anche CU Union Quadri per essere qui e che ci ha dato la possibilità di avere una sede a Roma come Fondazione Libra. Ci hanno accolto e ci hanno dato questa possibilità. Ringrazio poi tutti coloro che quotidianamente sono al nostro fianco. Io oggi, mentre abbiamo voluto in primis centrare l'attenzione di questo convegno sulle testimonianze. Io credo che sia doveroso ascoltare chi effettivamente tutti i giorni affronta questo tipo di difficoltà. Molto spesso ci troviamo all'interno di convegni, di workshop, di seminari in cui siamo dall'altra parte, in cui raccontiamo determinate realtà. Molto spesso però siamo sempre dietro una cattedra, ci troviamo sempre dietro. Fatichiamo delle volte a essere in trincea, il comandante ce lo diceva prima, noi siamo di prossimità, siamo lì. Fondazione Libra è di prossimità, siamo dentro le realtà scolastiche, siamo all'interno delle realtà che quei ragazzi e quelle ragazze ci portano. In tutte queste testimonianze c'è un filo conduttore, un denominatore comune, e mentre le riascoltavo da Emanuele che ci racconta la sua tossicodipendenza causata e nata da una difficoltà relazionale, a Lisa che ci racconta i suoi disturbi alimentari nati da una violenza assistita, Annalisa che ci racconta quello che è un bullismo psicologico subito all'interno di quello che dovrebbe essere un luogo in cui il bullismo dovrebbe essere fuori, lo sport, l'ambiente sportivo. Il denominatore comune qual è? È la parola. E mentre le riascoltavo mi è venuto in mente un incipit con cui Giovanni inizia il suo Vangelo. In principio era il verbo. State tranquilli, non voglio farvi una lezione di esegesi, non sarai né capace né avrai le competenze per poterlo fare. Però in quest'incipit meraviglioso e grandioso si racchiude l'essenza di quello che poi fa l'essere umano. In principio era il verbo e il verbo era Dio, era presso Dio. La parola che definisce la persona. E cosa ci hanno detto Emanuele, Lisa e Annalisa? Che attraverso le parole si sono sentiti definiti, si sono sentiti giudicati, si sono sentiti estromessi da quella parte di mondo al quale appartengono. Il linguaggio, la parola. Quante volte lo utilizziamo? Quotidianamente parliamo. Molto spesso ne abusiamo però. Lo utilizziamo per definire, per trasmettere stereotipi, per fondare convincimenti e convinzioni sulla base di che cosa? Sulla base di quelle che sono etichette che trasmettiamo, tramandiamo. E quando andiamo nelle scuole, vi garantisco che sentire un ragazzino di 9 anni che ti dice ma tanto io, stai tranquilla, perché tanto io sono uno sfigato. E cosa significa sfigato? Non lo so, però so che quando mi dicono che sono sfigato io non posso giocare con loro. Oppure ragazzini che arrivano in fondazione da noi, 13, 14 anni. L'altro giorno uno mi ha detto: dottoressa, io sono uno sgravo. Voi sapete cos'è sgravo? Io non lo sapevo. Mi sono trovata veramente in difficoltà e gli ho detto: scusa, puoi spiegarmi cos'è sgravo? Cosa significa? Io sono escluso dal gruppo perché non sono abbastanza sgravo, non sono abbastanza casinista. Oppure un'altra ragazzina qui
in provincia della provincia di Venezia che mi dice: io sono stata estromessa da quello che sono le attività della mia classe, del mio gruppo, perché mi dicono che sono una rimasta. Voi sapete cosa significa sono una rimasta? Una che è un po' più indietro come ragionamento. Ecco, questi sono alcuni degli esempi, alcuni dei termini che oggi utilizzano i nostri ragazzi. Stiamo cercando, e questo è un po' il lavoro che portiamo avanti dagli albori. Cristiano prima lo diceva, abbiamo strutturato la realtà di quello che era il progetto Frena il Bullo e poi l'abbiamo portato avanti in Fondazione Libra, trattando questo problema, non fenomeno, continuo a dirlo, non mi stancherò mai di dirlo, non è un fenomeno, è un problema. È un problema che va, prima di essere risolto, va affrontato. Come? In maniera corale. Oggi ci troviamo ad essere ingessati all'interno di convinzioni, convincimenti che fanno dell'essere dell'adulto una persona poco credibile. Oggi, agli occhi dei nostri figli, siamo adulti poco credibili. E il silenzio di cui ci parlavano, il silenzio che ci viene raccontato, è un silenzio che cerca di riempire vuoti. E quando non si riesce più con il silenzio, allora insorgono tutte quelle patologie di cui abbiamo sentito parlare. Ci hanno dato alcuni cenni queste testimonianze. È facile nascondersi. È facile dire è colpa della scuola. Certo, c'è un problema. Stiamo rattoppando i tetti quando tutto sta crollando dalle fondamenta. Vogliamo che tutto sia iperconnesso. Vogliamo che tutto viaggi nell'epoca dell'industria 4.0, ma stiamo sottraendo ai nostri figli la memoria. E quando parliamo di memoria, per esempio, mi viene in mente, e trovo un po' anche questo, un punto sul quale secondo me occorre forse riflettere. Abbiamo giornate a calendario, il giorno della memoria, il giorno del bullismo. Con l'integrazione della legge 71, quella che veniva citata prima, la legge 70 del 2024, del maggio 2024, è stata istituita congiuntamente il 20 di gennaio la giornata del rispetto, in memoria di Willy Monteiro. Il ragazzino, vi ricordate, quello che è stato ucciso barbaramente da quei due fratelli. Rispetto, giornata della memoria. Però, se muore qualcuno, un parente, un familiare, priviamo i nostri figli della possibilità di provare quel dolore, di avvicinarsi alla morte. Ma se ripenso un secondo a quello che è il momento del saluto, del salutare una persona cara, è il momento in cui si vanno a cementare i ricordi, perché è il momento in cui si ritrovano parenti, si ritrovano amici, e si parla, si ricorda quella persona. È attraverso il ricordo che si crea la memoria. È attraverso la memoria la storia, che è fatta di storie, come quelle che ci hanno raccontato i nostri ragazzi. E allora cosa possiamo fare? Se non è colpa della scuola, se non è colpa della famiglia, allora la colpa di chi è? Se è un gioco alla ricerca di quelle che sono le colpe e le responsabilità? Beh, io credo semplicemente di un po' di tutti. Tutti noi che quotidianamente facciamo delle cose, indipendentemente dal ruolo che ricopriamo, indipendentemente dalla posizione sociale, indipendentemente dalle possibilità. Io credo che abbiamo un ruolo, una responsabilità
che deriva semplicemente dal fatto di essere uomini e donne, cittadini e cittadine, quindi con una responsabilità morale. Semplicemente. Abbiamo strutturato, abbiamo visto in questi anni, abbiamo indagato, abbiamo un comitato tecnico-scientifico che si occupa di fare questo, perché non è solo quello che noi oggi stiamo facendo informazione, stiamo cercando di trasmettere di gettare piccoli semi, per innestare proprio quel senso di responsabilità. Perché quello che possiamo e dobbiamo fare è scuoterci un po' dalla plastificazione, dall'atrofia all'interno della quale siamo ingessati. Usiamo parole plastificate per dire le cose. Usciamo un po' da quello. Quindi agire in maniera preventiva significa andare a scardinare tutto quello che viene fatto e agito a valle. Bisogna agire a monte e non basta solo sui ragazzi, perché vi garantisco che quando andiamo nelle scuole o quando i ragazzi arrivano da noi, loro ci sono, e ci sono a 360 gradi. Loro parlano nel momento in cui vedono che si è e abbiamo la disponibilità ad ascoltarli, non a sentirli, ad ascoltarli, perché hanno tanto da dirci. Quindi partire dalle basi, partire sin dall'infanzia, per avere poi uomini e donne in ambito lavorativo che trovino una piena realizzazione, ma anche quel benessere, non la felicità, perché la felicità è effimera. Dura tanto quanto un'emozione, ma la gioia, la capacità di poter essere e sentirsi per quello che sono. Partire da loro, congiuntamente con gli insegnanti, i genitori e tutti coloro che a vario titolo si occupano di violenza. Le carenze sono tantissime. E se ci sono delle difficoltà bisogna affrontarle, non possiamo più avere professionisti che si improvvisano. Per questo poi il dottor Corrà ci parlerà di quello che in collaborazione con IUSVE partirà il 26 di ottobre, un corso di alta formazione che erogheremo in tutto il territorio nazionale, la violenza nelle relazioni. La questione non è soltanto di genere, non è soltanto tra minori, non è soltanto nell'ambito lavorativo. La questione è nelle relazioni, educare alle relazioni. La capacità di utilizzare una comunicazione e un linguaggio non passivo, ma attivo, per evitare che si arrivi al conflitto. Un'altra cosa che abbiamo fatto e che abbiamo avviato è uno sportello di ascolto psicologico per gli insegnanti, che al pari, per esempio, delle forze dell'ordine, al pari delle professioni sanitarie, vivono un enorme stress emotivo e sono sempre più sovraccaricati di responsabilità e di compiti. Per questo hanno bisogno di essere supportati. Io vorrei chiudere con una frase. Qui ho centinaia no perché non le ho potute portare tutte, ma lettere di ragazzini, ragazzine che ci hanno inviato successivamente al lavoro svolto con Miki il principe pasticcere. Molti lo sanno che ho scritto questa fiaba, molti sanno il lavoro che stiamo facendo. Sul sito è inutile che vi tedi ulteriormente, ma potrete trovare tutte le informazioni. Ma io vorrei concludere con una frase di una ragazzina di Linda, di 12 anni. E lei cita in una delle sue lettere che ci scrive successivamente al lavoro che abbiamo fatto, ci dice: sai, quando penso a questo mi viene in mente una frase detta da Carlo Acutis. Carlo Acutis è quel ragazzino che è morto a 13 anni di leucemia, beato. E dice:
Carlo Acutis. Tutti nasciamo originali, ma molti muoiono fotocopie. Questo è il messaggio che voglio lasciarvi, con cui voglio lasciarvi oggi. Facciamo in modo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze non diventino la fotocopia di nessuno. Grazie. Grazie alla dottoressa Filieri. Il prossimo relatore è il dottor Carlo Corrà, sociologo, criminologo, psicologo, nonché ex poliziotto che ha speso praticamente tutta la sua carriera come investigatore, anche ex segretario del sindacato italiano appartenenti di polizia, quindi eravamo della stessa squadra, che ha deciso di mettere a disposizione, diciamo, la sua professionalità acquisita nel settore come responsabile e coordinatore del comitato tecnico scientifico della Fondazione Libra e che ci illustrerà, diciamo, l'ultimo progetto che è prossimo. Prego Carlo. Buongiorno a tutti, grazie Cristiano per la presentazione fatta di tanti ex, fine. Grazie a Giusy e grazie a tutti voi per non diventare ridondante con i ringraziamenti, questa meravigliosa occasione che abbiamo di presentarci non solo come fondazione ma anche di presentare un nostro progetto che riteniamo importantissimo per tutti. Un passo indietro però, perché da anni io ed altri colleghi, anche qui presenti, facciamo formazione nelle scuole in merito a bullismo e cyberbullismo. Andiamo nelle scuole siamo andati nelle scuole di tutta Italia in pratica e come diceva prima la dottoressa Filieri, i ragazzi ci sono, i ragazzi ci ascoltano, i ragazzi capiscono, perché capiscono che li stiamo ascoltando e stiamo parlando di loro. Entriamo in sintonia. Allora ci siamo chiesti, ma perché questo fenomeno? Cosa possiamo fare ancora di più per arginare questo fenomeno, per contrastarlo o quantomeno gestirlo? E ci è venuto in mente di ampliare il tutto perché mancavano degli attori, mancavano raramente abbiamo fatto formazione agli insegnanti, raramente o molto meno ai genitori, mai con psicologi, forze dell'ordine, ma loro hanno già una loro estrazione, hanno già un loro perché. Insomma, mancavano molti attori di quello che è il bullismo e il cyberbullismo, perché al tempo eravamo ancora al bullismo e cyberbullismo, poi è diventata anche violenza di genere. Mancavano proprio la formazione a queste persone, che erano i cardini e i riferimenti dei ragazzi a cui noi andavamo a parlare. Noi andavamo a parlare ai ragazzi di bullismo e cyberbullismo, loro assentivano, ascoltavano, capivano, alcuni li abbiamo visti piangere e scappare dall'aula perché avevamo toccato tasti delicati, però non tanto mancava la presenza degli insegnanti, dei genitori o degli psicologi della scuola o un sistema che li potesse aiutare, ma non erano presenti quanto i ragazzi. Avevamo bisogno di dare, riteniamo, umilmente un supporto anche a loro. Non sempre le scuole, non sempre il sistema è, non solo scolastico, è pienamente ricettivo. Abbiamo pensato ad un corso di alta formazione. Corso di alta formazione che unitamente allo IUSVE, l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, con i professori Benatti e Monzani, esimi criminologi e a suo tempo miei professori, stiamo compiendo questo tipo di percorso non orientando più su bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, ma proprio la violenza nelle relazioni.
La violenza nelle relazioni è il minimo comune denominatore che collega tutte queste particolari e specificità di reato, oggi di reato, da giugno di reato, anche per quanto riguarda il bullismo. Per cui abbiamo tentato di indirizzarlo a tutte quelle professionalità che a vario titolo si occupano di gestire questo tipo di problemi. Come? Sono 120 ore di un corso di alta formazione. Le materie vanno dalla sociologia della devianza al cybercrime, di cui sarà docente l'avvocato Petti che prima ha parlato, Marco Monzani, io, altri colleghi. Vaglieremo con l'intenzione e esporremo questo tipo di corso con l'intenzione di varcare un muro, di saltare un muro, quello della normalità. Questi reati rischiano di diventare normali, rischia di diventare tutto, sì, c'è sempre stato, sì, va bene, il professore si gira dall'altra parte, l'abbiamo sentito, l'insegnante non ha gli strumenti, andare dallo psicologo, ma non serve, no, per carità, non fare quelle cose, non andare dallo psicologo, chissà cosa ti mettono in testa, l'abbiamo sentito nelle testimonianze, giusto? Saltare questo muro di normalità è fondamentale perché bullismo e cyberbullismo vengano visti per quello che sono. Innanzitutto la giurisprudenza ci dà ora ragione nel considerarlo il bullismo vero e proprio reato, con precetto e sanzione. Prima non lo era. La violenza di genere lo è da tempo, ma continua ad essere un male oscuro, un male con un numero oscuro di casi che è impressionante. Noi vediamo soltanto quelli eclatanti. Mi ricordo, e sto parlando di 4 anni fa, quando sono andato in pensione, il numero di denunce, i codici rossi, dato che per un periodo mi sono occupato solo ed esclusivamente di questo, i codici rossi nella provincia di Vicenza, sì, se poteva parlare di 100-150 casi solo per noi della Polizia di Stato, immagino che l'Arma dei Carabinieri abbia fatto altrettanti numeri. Oggi non so come siano le cose, non erano poi in verità tutti codici rossi, ma comunque erano tutti momenti in cui, come diceva prima il comandante, ci mettiamo a disposizione, ascoltiamo, siamo lì. Ed è questo che vogliamo fare con il corso di alta formazione. Preparare delle persone, varie professionalità, sociologi, psicologi, insegnanti, assistenti sociali, anche forze dell'ordine, perché come? Ai quali sarà erogato gratuitamente, e per formarli, non dico professionalmente, ma per informarli su che cos'è bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, a livello giuridico, a livello sociale e a livello culturale. Dobbiamo riuscire a creare, a fare una testa di ponte per arginare, e perché questo tipo di, che non sono fenomeni, ma ormai purtroppo sta diventando la normalità, non sia tale, venga considerato per quello che è un problema serio, un problema sul quale intervenire. Noi abbiamo pensato di farlo con questo corso di alta formazione erogato a titolo gratuito. Solo per le forze dell'ordine. Ti ho detto, non mi far parlare di amministrazione che non ne capisco niente. Dopo, nel caso ne parleremo più direttamente. Io qui mi fermo, prima di vendere anche la fondazione gratis, di regalarla. Vi ringrazio. Grazie Carlo. Adesso lasciamo la parola alla dottoressa Adriana Battaglia, membro della Commissione europea per il cyberbullismo e vicepresidente della Fondazione Libra. La dottoressa Battaglia affronterà con noi le tematiche connesse all'ormai noto cyberbullismo, ma non solo. Prego Adriana.
Buongiorno a voi. Sono Adriana Battaglia, mi occupo di bullismo, cyberbullismo e violenza da parecchio tempo, sia a livello nazionale che europeo. E devo dirvi che era il lontano 2011 quando in una cittadina vicino a Budapest, si chiama Godollo, Castello della Sissi, è stato fatto il primo convegno enorme europeo che aveva come titolo situazioni di violenza legate al bullismo e al cyberbullismo. Ero presente, discussioni animate da parte di tutti i referenti di tutti i paesi europei ed ero anche felice perché ho avuto questo ottimismo che poi si è rivelato tragico nel pensare che tutte le proposte che l'Europa aveva messo insieme dovevano sfondare. Dovevamo davvero incidere significativamente e cercare di debellare questo male. Da allora in poi i numeri sono cresciuti in modo esponenziale e davvero è stata una situazione tragica. Qualche anno fa ero consigliera del Ministro all'istruzione e presidente della Commissione Bullismo. Anche lì abbiamo inventato, ideato con scienza e coscienza dei pacchetti che potessero essere di supporto. Conclusioni? No. Sì, un supporto minimo, ma manca tantissimo lavoro. Cosa dice l'Europa? Ogni nazione europea ha un proprio standard, proprie leggi. Le più severe sono quelle della Germania, perché hanno una maggior velocità di esecuzioni e quindi sono più pronte a intervenire, anche se i casi minori di bullismo si sono verificati, visto il monitoraggio europeo, in Slovenia. Poi ovviamente ci sono situazioni che impongono di verificare bene questi dati. La Slovenia è piccola, quindi è ovvio che in rapporto, per dire, alla Francia e alla Germania abbia un numero minore, però minore anche nella violenza registrata. Abbiamo aperto le indagini addirittura all'America Latina, laddove bullismo e cyberbullismo rientrano nella fattispecie del disruptivismo. Lì veramente ci si ammazza. Lì i suicidi hanno numeri altissimi. I problemi sono legati all'essitimia. C'è una mancanza totale di sentimento e lì veramente abbiamo fatto indagini sia a livello neuroscientifico che psicologico e pedagogico, e la situazione dell'America Latina nel mondo è veramente disastrosa. L'Università Kennedy di Buenos Aires ha collaborato in modo molto attivo e ci ha però proiettato una situazione di disagio enorme. Cyberbullismo è ancora più doloroso del bullismo, perché voi cercate di coniugarlo anche nel campo degli adulti, perché ormai il mezzo tecnologico ferisce tutti e produce un isolamento sociale da far paura, dei disturbi psicosomatici gravissimi, perché ci sono delle prevaricazioni che possono portare molto spesso al suicidio. È una deprivazione proprio antropologica del vivere sociale e ci sono dei modelli nella nostra società che sono basati solo sulla performance e sull'efficienza.
per cui devi continuare a salire, a salire, a salire per stare al passo, altrimenti affondi. E nel momento in cui affondi hai le persone che ti pugnalano. Pensiamo all'hate speech, al linguaggio d'odio, ai leoni da tastiera. Ma quanti ragazzi! Se penso al caso dell'Anna Smith, povera Crista, che ha sofferto 6 mesi in modo lancinante per i messaggi che arrivavano. Alla fine la polizia postale ha scoperto. E chi era? La vicina di casa. Una sorta di invidia, visto che la ragazzina aveva un fisico bellissimo, era cordialissima e aveva anche il successo scolastico. Quindi a volte non si pensa, ma in questo nostro momento reale ci sono davvero delle frecce di incompiutezza psicologica da parte di alcune persone che possono diventare davvero armi micidiali. D'altro canto siamo in pieno materialismo, insicurezza è dilagante, c'è un edonismo da far paura e dobbiamo comunque fare i conti con la rete, perché siamo ibridi, non possiamo più fare i conti senza la rete. Sì, è vero, c'è un narcisismo digitale, pensate, per un like, quante challenge, quante situazioni di sfida che portano anche alla morte, però ho un like 100, 1000, 2000. Guardate, gli adolescenti da sempre fanno fatica per acquisire il ruolo di ragazzi adolescenti, ad alere, che si devono nutrire del nuovo. Ma in questo momento storico la fatica è doppia, è tripla. Perché? Perché devono arrivare alla maturità fisica e lì è un processo biologico, ci arrivano, ma anche mentale, ma anche sociale, ma anche affettiva, ma anche morale, ma anche civile, anche personale e anche religiosa, ognuno poi nel suo campo. Comunque l'ansia sociale è galoppante in questo momento di capitalismo informazionale, perché ognuno di noi si è ridotto ad essere un'informazione, un prodotto informativo, perché è così che va il mondo, si ingrassa dal punto di vista finanziario. Incide il digitale tantissimo, l'ha sottolineato anche Gardner quando parlava delle intelligenze emotive, l'ha sottolineato, siamo ibridi, il digitale ovviamente ci cambia la vita e incide sulla fenomenologia della nostra esperienza. Tutti hanno brama di consensi, a maggior ragione i giovani. Questa brama assolutamente che non si placa. Guardate, quando parlo di cyberbullismo, quando parliamo di cyberbullismo, dovremmo aprire davvero una voragine profonda e salire sino al cielo, perché è un fenomeno relazionale dinamico, multifattoriale e anche multidimensionale. C'è la violenza tecnologica oggi che non ha pari. Prendete in considerazione anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che va vista ovviamente con la lente della gratitudine e la lente di una critica consapevole che a volte può diventare feroce. La vulnerabilità emotiva dei nostri ragazzi è enorme, ma il numero dei suicidi in Europa è altissimo, altissimo, e sono ragazzi, quindi sono figli che ritengono di non poter più vivere in mezzo a situazioni di disagio parossistico. Oggi la sociologia dice: oh, ma stiamo vivendo davvero una lessitimia, siamo senza sentimenti, c'è un sociale che è pazzesco,
a un analfabetismo emotivo. Gli adulti per conto loro, perché l'ho detto prima, c'è questa società della performance che ci vuole tutti in corsa per raggiungere i livelli alti, e i figli, sì, a scuola si fa qualche cosa. Il referente del bullismo dovrebbe frequentare dei corsi, ma non c'è la giusta attenzione. Ho fatto la preside per un'infinità di anni. Se una persona se un docente non ha sensibilità, e allora fa soltanto un corso che diviene un trasferire degli accorgimenti psicopedagogici, ma si fa più col cuore che non con questa cultura plastificata e confezionata. Abbiamo iniziato a studiare, a proposito del cyberbullismo, anche l'epigenetica. Io ho fatto tantissimi convegni con il professor Magnaghi, che ha la cattedra a Milano di epigenetica, perché si dice, ma a livello scientifico, che il nostro DNA non rimarrà poi così immutabile, tenderà a modificarsi con degli eventi. Perché? Perché la rete delle connessioni armoniosa, che va sotto il nome di sinaptogenesi, se non succede niente, se siamo in pace col mondo, va avanti, e anche il processo di apprendimento è veloce, i sentimenti scorrono in modo positivo e il ragazzo cresce e passa attraverso la sua adolescenza in modo sereno. Ma purtroppo non è così. L'apprendimento passa anche attraverso la paura. C'è un certo Porsche, un professore universitario, e parla della teoria polivagale. Dice: se la memoria, cioè se la paura rimane un fatto mnemonico e va a finire nella memoria autobiografica e non semantica, quella che poi sfuma, rimarrà per sempre. Ecco perché oggi la pletora di avvocati che sono indispensabili per istruire le pratiche di risarcimento danni da parte dei bulli, dei cyberbulli, dei cyberbulli, quando la polizia postale li scopre, allora fanno un elenco lunghissimo, perché il danno fisico, il danno materiale, il danno morale, il danno alla vita di relazione. Nella memoria autobiografica la paura e l'angoscia restano, non restano solo nel ragazzino di 16 anni, rimarranno quando si sposerà, quando avrà dei figli, quando sarà adulto e anche quando sarà vecchio, ed è una cosa terribile. La violenza si impara. Ricordate la bambola Bobo, quando avevano fatto degli esperimenti in università, in parte carcerieri, in parte guardie, quando vedevano che la gente picchiava, allora tutti sono messi a picchiare. Il nostro è un contesto di violenza, e quindi obbediamo a questa definizione pedagogica. La violenza purtroppo si impara, ed è una di quelle materie che i nostri ragazzi imparano prestissimo. Purtroppo gli spazi che attraversano i nostri ragazzi sono 3: quello fisico, quello mentale e quello virtuale. Non possiamo fare a meno dello spazio virtuale, siamo ibridi. E il linguaggio deve essere assolutamente caldeggiato. Sul linguaggio bisogna aprire proprio una luce particolare, perché è lo strumento e per promuovere e per negare i diritti. La parola
maneggiare la parola è come maneggiare un'arma, ti posso uccidere con la parola. E se la parola è all'interno di un post leggibile da migliaia, da milioni di persone, è ovvio che la tua autostima si abbassa e magari pensi che non sei degno di vivere in questa vita. C'è una parte di neuroscienze che sta studiando tantissimo il ruolo degli ormoni nel caso del cyberbullismo. Si dice, e questo l'ho appena saputo in un convegno che abbiamo fatto a Bellinzona con il dottor Posa, che è un criminologo, e dice il cortisolo, che è l'ormone dello stress, nei ragazzi che sono cyberbulli ha dei valori altissimi. Sì, ok, cosa facciamo? E allora in tutte le scuole mettiamo prima l'esame per vedere se c'è nella saliva un tasso alto di cortisolo. E invece un'altra tappa degli studi neuroscientifici depone a favore della carenza di ossitocina, quella che serve anche alle partorienti per il parto, che dovrebbe procurare una situazione di serenità, di aiuto, quasi un'induzione all'empatia. Ma non è solo una questione ormonale, ovviamente è una questione di formazione, di non indottrinamento, di formazione con la competenza e col cuore, perché altrimenti ci distacchiamo troppo. Floridi è un bravo professore universitario della Oxford e mi piace moltissimo perché lui dice: ma basta con l'offline, online, oggi siamo tutti off-life, nella vita, e la vita è ibrida, siamo tutti strumenti tecnologici, perché è così che va il mondo, per cui la web reputation sale, va ai primi posti delle nostre preoccupazioni, anche per gli adulti, anche per quelli che pubblicano la ricetta della pasta con le vongole, cioè c'è una preoccupazione generale di come l'altro possa interpretare il tuo messaggio, che per i giovani è la propria identità. La privacy diventa un diritto all'immunità personale, perché altrimenti è un disastro. E comunque la nostra società, e lo dice la sociologia e l'antropologia, è depressa, è cosmopolita, è globalizzata. Siccome l'ha detto Floridi, lo ripeto, open mind. Per me è anche molto chiusa a volte a livello mentale, però nei trattati di antropologia. Quello che trovo processo molto comune è questo politeismo pecuniario, politeismo dei soldi, che viene purtroppo inculcato, non so da chi, dal sociale lato, dalla famiglia, anche ai ragazzi. I ragazzi che sono disintegrati nella struttura perché sono in conflitto col sociale, però sono integrati nella sovrastruttura, qual è? Il web, la rete e tutto quello che ovviamente trovano. Guardate, c'è una ricerca bellissima fatta alla Bicocca a Milano e Lancini dice: oggi i ragazzi hanno un ritiro sociale, gli adolescenti hanno davvero un ritiro sociale e allora bisogna intervenire perché non ci sia questo ritiro sociale, ma ci siano gli strumenti per entrare nel gruppo sociale e per dimostrare ovviamente la propria personalità. La famiglia dovrebbe dare dei fermenti etici, li dà? Boh, non lo so. Siamo freschi del ricordo di quello che è successo a Paderno Dugnano. Il ragazzo alla procura minorile ha detto: ma
io mi sentivo un corpo estraneo alla mia famiglia. Io provo disagio, ma disagio è un termine così piccolo ma anche così ampio, ci entra tutto nel disagio. Chiedete a una psicoterapeutica di parlare del disagio, inizia adesso e finisce venerdì prossimo, perché è enorme il problema, il disagio. Ma sti fermenti etici generativi li dà la famiglia. La solidarietà, l'amore, una capacità critica di giudizio, anche piccola. Non dico la poesia della vita, Madonna, è chiedere tanto, ma almeno un po' di controllo, no? È troppo alto il prezzo da pagare per essere nello spazio digitale, perché vedete, condividere è una responsabilità enorme e gli insulti non sono commenti, invece oggi il commento è l'insulto ed è qualcosa di terribile. L'odio in rete è ambiguo, è opaco. Black humor, ma che black humor? Ti porta a morire, ti annulli fisicamente, psicologicamente. Ed è proprio la rete che ha sdoganato la figura dell'odiatore, questo eter presente, non sai mai chi è. E dicevo prima della Germania che ha leggi molto più severe. Figuratevi che con il Network Enforcement Act rimuove entro 24 ore. La legge 71 diceva sì, bisogna rimuovere, ma sicuramente è stata positiva in Italia, è stata la prima legge sul cyberbullismo, però parlando con i vari questori in Italia mi dicono ma sì, ma insomma noi abbiamo davvero dei numeri assolutamente limitati. Ma allora, come? Numeri limitati? Abbiamo i suicidi, abbiamo problemi disastrosi e voi questori mi dite che avete dei numeri limitati. E quindi è un po' tutto da vedere. Comunque in Germania entro 24 ore rimuovono e la BKA è la polizia federale tedesca che è veramente tosta, no? Il riconoscimento della cultura è motore ovviamente della libertà, lo deve essere per noi adulti, lo deve essere per i ragazzi. Le emozioni vanno conosciute, oggi ci sono tantissime seduzioni emozionali, occorre far conoscere bene le seduzioni vere, positive ai ragazzi, e altrimenti sarebbe comunque un disastro. Settimana scorsa ho iniziato con una bella conferenza in una scuola e vedevo che i ragazzi erano tutti gasati per la fisica quantistica, avevano iniziato il programma di fisica e parlavano come fossero davvero dei saggi già esperti, ma dico, ragazzi, avete frequentato una settimana, che bello vedervi così gasati. Allora il saluto io l'ho fatto loro in questo modo: voi fate un salto quantico, ognuno di voi è responsabile dei propri successi ma anche dei propri insuccessi. Partiamo dall'atomo verso le regole del determinismo. Tu crei il tuo mondo, scienza, magnetismo, onda, particella. Dall'analisi di esperimenti scientifici è vero che abbiamo un aiuto per cambiare il mondo, perché tu puoi far accadere alla tua vita ciò che vuoi veramente. E davvero quello che vogliamo noi veramente è arrivare all'esserci. Quando facevamo il liceo, no? Lezioni di filosofia, il Dasein, l'esserci. Certo, noi vogliamo che i nostri ragazzi ci siano, perché devono sporgersi sull'avvenire. La grinta l'abbiamo, la voglia l'abbiamo di lavorare, di consumarci e di lasciare tracce positive. Grazie Giusy, grazie Cristiano.
Allora, ringraziamo la dottoressa Battaglia, nonostante, come dire, ci abbia fatto uno spaccato con delle prospettive non proprio incoraggianti, ma comunque avendo allargato la visione a livello europeo, dove ovviamente ha moltissima competenza, ritorniamo in Veneto adesso con l'avvocato Mazzoleni del Corecom, la struttura del Consiglio che si occupa di comunicazione a 360 gradi e fa il monitoraggio TV e web rispetto alla normativa sui minori, ma adesso ce ne parlerà in maniera più approfondita. Prego, avvocato. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e per avermi fatto partecipare. In particolare ringrazio la consigliera Elisa Cavinato, che è sempre sensibile e attenta a questi temi, e oggi ci ha coinvolto qui attivamente. Su questi temi, come dice il titolo del convegno, che sono cyberbullismo e violenza di genere, che sono temi quanto mai attuali, ma soprattutto direi anche temi pericolosi oggi. Abbiamo visto infatti una crescita esponenziale nei numeri di questi, chiamiamoli fenomeni, anche se concordo con la dottoressa, non attribuirei questo nome a queste situazioni, ma anche perché sempre più spesso questi fenomeni conducono a tragici epiloghi, come abbiamo visto nella cronaca anche degli ultimi tempi. Tuttavia, dopo i relatori che mi hanno anticipato e che mi succederanno dopo, io non devo e non posso neanche entrare nel merito di questi temi, ma mi limiterò a raccontarvi un po' chi è e cosa fa il Corecom Veneto anche su queste materie. Corecom Veneto, che come dice l'acronimo significa Comitato Regionale Comunicazione. Noi ci occupiamo all'interno della Regione Veneto a 360 gradi di tutti i temi che riguardano la comunicazione. Andiamo dal garantire il rispetto della normativa in materia di par condicio, quando ci sono le elezioni, e trattiamo le conciliazioni e definizioni in materia di telefonia, ovvero sia ogni cittadino veneto che ha problemi con un operatore telefonico deve per forza passare attraverso di noi. Per poi, e qui entriamo nel tema odierno, abbiamo anche una delega da Agicom, ovvero sia ci occupiamo di tutela dei minori nel web. E nell'ambito di tale delega che abbiamo ricevuto dall'autorità garante, noi svolgiamo attività tese e volte soprattutto ad educare i giovani e i giovanissimi su questi temi, perché crediamo molto nella prevenzione. Educare in che senso? Educare nel senso che insegniamo loro e cerchiamo di far comprendere come un utilizzo più responsabile e consapevole del mondo digitale possa evitare un uso scorretto della rete che spesso sfocia in fenomeni che sono deprecabili quali il cyberbullismo, l'hate speech, le fake news, il sexting, eccetera. Noi del Corecom siamo veramente consapevoli dell'importanza della delega che ci è stata assegnata e cerchiamo di svolgerla nel miglior modo possibile. Al contempo però siamo anche molto consapevoli, e questo è stato detto anche da chi mi ha preceduto, e anche ringrazio Lisa e Annalisa per aver portato le loro esperienze, perché è difficile parlare di cose che ci hanno colpito in prima persona, ma penso che su queste tematiche arrivi molto più direttamente l'esperienza vissuta, soprattutto da ragazze giovani, piuttosto che le lezioni, le grandi lezioni che si fanno su questi temi. Io infatti credo molto nel portare, da Presidente del Corecom, e cerco anche di attuare questo, di portare nelle scuole le esperienze dei giovani. I giovani hanno un linguaggio che è totalmente diverso dal nostro. Noi possiamo impegnarci quanto vogliamo a parlare di questi temi, a cercare di far capire loro determinate cose, ma secondo me è una missione veramente difficile, se non impossibile. Abbiamo veramente linguaggi differenti. Quindi benvengano, e vi ringrazio ancora una volta per aver portato la vostra esperienza, che mi ha colpito, come mi colpisce ogni volta sentire dei giovani che, ahimè, sono soggetti a questi fenomeni.
Dicevo che comunque noi siamo quindi consapevoli che da soli non ce la possiamo fare. Questi sono temi che vanno affrontati, sono forme vere e proprie di prevaricazione. Secondo me questo è il termine che riassume bene cyberbullismo, bullismo, hate speech, eccetera, eccetera. La prevaricazione, c'è un soggetto che vuole prevaricare sull'altro. Dicevo che siamo ben consapevoli che queste forme di prevaricazione, per essere sconfitte è un termine eccessivo perché è molto difficile, però almeno tentare di fare un qualcosa, non possiamo farlo noi da sole, non possono farle le singole fondazioni, le singole associazioni, ma dobbiamo farlo in maniera corale. Tutti noi, tutti i soggetti, tutti gli stakeholder, quindi parlo delle istituzioni, e io in questo momento rappresento il Corecon, che è un'istituzione regionale, il mondo della scuola, le famiglie e arrivare anche alla società civile, devono metterci, ognuno dare un contributo fondamentale. E io ringrazio anche in questo caso la Fondazione Libra, perché in questo io vi seguo, vi conosco e so che siete un esempio virtuoso di queste. Quindi ben vengano gli incontri come quelli di oggi, perché aiutano a mettere un faro su questi fenomeni di cui si parla tanto, però alle volte sembra di buttare una goccia nell'oceano ogni volta, però speriamo che continuando anche le gocce scavano la roccia, quindi speriamo piano piano di riuscire a fare qualcosa. Termino il mio intervento, che è molto breve perché non entro appunto nel merito di questi fenomeni, ma vi racconto un po' cosa facciamo e cosa abbiamo fatto. Noi siamo sicuri, noi parlo come Corecon, che per contrastare questi fenomeni siano importanti, bisogna e sia necessario dar largo spazio alla prevenzione e alla sensibilizzazione. E su questi temi appunto questo l'abbiamo attuato attraverso la realizzazione di progetti educativi per insegnare, ripeto, ai giovani e ai giovanissimi un utilizzo sicuro e responsabile della rete. Abbiamo posto in essere, fatto dei workshop e delle conferenze per informare anche i genitori e gli insegnanti, perché ricordiamoci che se andiamo solo dai giovani facciamo solo una parte di quello che è il nostro lavoro, bisogna anche avere come destinatari genitori e insegnanti. Abbiamo fatto campagne informative per diffondere la conoscenza delle leggi e dei diritti delle vittime ed infine abbiamo anche stretto delle collaborazioni con altre istituzioni quali le università. Vi faccio degli esempi pratici di quello che il Corecon ha posto in essere in questi anni. Ad esempio, prima dell'estate abbiamo organizzato 2 incontri formativi online sul tema della Media Education, della durata di circa 3 ore l'uno, e li abbiamo indirizzati ai docenti questa volta. Ai docenti, che speriamo che è difficile intercettare tutti i ragazzi, quindi abbiamo deciso di concentrarsi sui docenti in modo che, passato il termine, diffondano il verbo e sappiano, perché spesso anche il responsabile nelle scuole, stabilito dalla legge 71 del 2017, come diceva anche la dottoressa che mi ha anticipato e anche qualcuno dei precedenti relatori, spesso non sono veramente né aggiornati né veramente informati e spesso non credono neanche in quello che fanno, ma lo vedono come un obbligo calato dall'alto. Nella nostra esperienza abbiamo visto questo. Quindi noi abbiamo fatto questo corso, ci siamo rivolti ai docenti e abbiamo coinvolto, addirittura siamo riusciti a coinvolgere anche il garante della privacy, che è un'altra istituzione, autorità che ha un ruolo fondamentale in questo. Garante della privacy, che ha tenuto appunto una lezione sulla privacy e si è reso disponibile anche a rispondere alle domande. Su questo punto auspico anche, mi sento di dirlo qui ufficialmente anche alla Presidente, che nel prossimo futuro possiamo anche collaborare insieme per riuscire a fare delle lezioni, dei corsi ai ragazzi, ai docenti, agli insegnanti, a fare prevenzione. Noi ci crediamo molto, lo ribadisco. Termino raccontandovi anche l'ultima esperienza a cui ci siamo approcciati e ci tengo a sottolinearlo. Abbiamo realizzato all'interno del nostro sito istituzionale una piattaforma chiamata Media Education, dedicata completamente ai giovani, ai ragazzi, agli studenti, ai genitori e ai docenti. Non vi posso dire tanto di più perché verrà presentata in questa sede, penso, la prossima settimana. Comunque contiene tutta una serie di novità in ambito regionale e la finalità di questa piattaforma qual è? Anzitutto ci poniamo l'obiettivo principale di divenire un catalizzatore, cioè vogliamo raccogliere quelle che sono le novità, i dati
perché dati a livello nazionale ne abbiamo tantissimi, ma abbiamo voluto, siccome noi siamo Corecon del Veneto, concentrarci e fare un focus sui dati a livello regionale. Quali sono i dati di questi fenomeni all'interno della regione? Vogliamo che vengano inseriti e vogliamo implementare documenti, studi e ricerche su questi temi, come cyberbullismo, sexting, ripeto, hate speech e fake news. Non da ultimo il sito ha tutta una parte dedicata anche al gaming, perché come sapranno la Presidente e i relatori sapranno, anche il Ministero ultimamente cerca di rivolgersi ai ragazzi più giovani non con le solite forme di insegnamento calate dall'alto imposte che non servono a nulla, i ragazzi non lo ascoltano, ma attraverso il gioco, che è quindi una forma molto più immediata, molto più partecipativa, e speriamo di riuscire in questo modo a rompere quella barriera che ci separa da loro, quindi a entrare direttamente nella sensibilità dei ragazzi. Ecco, quindi c'è anche una parte dedicata ai giochi, al gaming, che quindi potranno imparare divertendosi. Ecco, io ho terminato, vi ho solo dato una veloce raffigurazione di quello che è l'ente che ho l'onore e l'onere di rappresentare, e auguro a tutti veramente un buon lavoro, ma buon lavoro lo sottolineo 10 volte, perché su questi temi c'è veramente molto, molto, molto da lavorare. E vi ringrazio. Grazie. Grazie, Avvocato Mazzoleni. Io raccolgo quella che è stata un po' la sua riflessione che ha fatto prima riguardo i stakeholder che dovrebbero contribuire non al fenomeno ma al problema. Lo allargo ancora di più e tra questi direi, visto che parliamo di violenza, anche di violenza di genere, ci aggiungerei i datori di lavoro. E a questo punto chiamerei sul palco il dottor Luigi Sposato, presidente di Euro Interim SPA, che porterà il suo contributo rispetto alla necessità di garantire e tutelare i lavoratori e le lavoratrici e di cosa rappresenti per Euro Interim la risorsa umana. Prego, dottor Sposato. Mamma mia, Presidente, tanti argomenti, tanti spunti, tante cose che toccano. Normalmente la mia attenzione dopo 20 minuti cala. In questa occasione devo dire sono stato molto attento. E questo mio breve intervento l'ho pensato mentre stavo seduto su 4 punti. Il primo punto è intanto un ringraziamento, intanto alla consigliera Cavinato, persona che cui mi lega un'amicizia da tempo. Presidente, grazie per l'invito, a tutti i relatori che sono stati e quelli che dopo di me parleranno. Il secondo aspetto è che un tempo il bullismo, che forse c'è sempre stato, era circoscritto a pochi momenti della giornata. C'era la scuola, c'era gli amici, c'era lo sport. Oggi con la rete è 24 ore su 24, quindi questa problematica si è acuita in maniera esponenziale, con tutte quelle particolarità e altre che sono state espletate stamani. Il terzo aspetto è quello che mi sono chiesto mentre ascoltavo i ragazzi, le loro testimonianze, che sono state per me estremamente importanti. In fondo ho fatto un percorso indietro nella mia vita, no? ma in fondo anch'io forse ho subito del bullismo o delle discriminazioni. Devo dire che è la verità, perché intanto ero troppo basso, io sono stato sempre il più piccolo, più basso della classe, e avevo i genitori separati, e i bambini sono molto crudeli quando i genitori sono separati. Mi ricordo che dice, mio papà fa il ferroviere, mio papà, io avevo 5 anni, io dicevo mio papà è il ferroviere, che in effetti era il ferroviere, però sapevo di non averlo, quindi c'era un sentimento di discriminazione, come quello sociale, perché chi ha la mia età sa, soprattutto in una terra come la Calabria dove io sono nato, sa quanto a quei tempi una donna separata fosse discriminata, perché era un problema della donna se la donna era stata lasciata dal marito. E quindi in effetti sono stato anch'io discriminato, però mi chiedo anche quanti di noi non lo siano stati in tante occasioni.
in occasioni per esempio ludiche, perché magari non siamo vestiti bene, non siamo troppo simpatici, o siamo così. Quindi io credo che il bullismo, diciamo si parla anche di prevaricazione, la discriminazione, io credo che sia quotidiana. E passo al quarto punto, proprio per non annoiarvi troppo rispetto a quello che è stato l'oggetto, diciamo, della mia presenza qui. Ecco, io rappresento Eurointerm, che è una società che manda a lavoro circa 4.000 lavoratori, quindi abbiamo la sede nazionale a Padova, 43 filiali in giro per l'Italia. Sono per la maggiore donne, e quasi il 90% sono tutte donne che lavorano nelle nostre aziende. E l'Eurointerim da sempre è stata sensibile ed è sensibile tuttora a problematiche di violenza di genere, al punto tale che noi da anni sosteniamo associazioni, ma più di decenni, associazioni che si occupano di vittime di violenza e che organizzano attività anche per i maltrattanti, perché anche lì bisogna intervenire non solo sulle donne che sono vittime. E quindi l'azienda ha valori precisi che sono, io cerco di sintetizzarli, che sono i valori della coerenza intanto, perché prima si parlava di genitori poco credibili, e certo se non sono coerenti rischiano di essere poco credibili. La cena di fine anno lo scorso anno abbiamo detto guardate, la facciamo in un ambiente ristretto che poi siamo in tanti, la facciamo solo noi, i collaboratori. Allora chi l'ha organizzato mi ha detto ma sua moglie viene, mi ha detto a me, ma scusa, ma se io dico che dobbiamo farlo solo per noi, per l'azienda, io devo essere il primo a dare l'esempio, posso essere quello che beneficia del fatto e quindi sono il presidente e allora non funziona così. Altra cosa è la solidarietà, la comprensione. C'è stata una ragazza che ha mancato la comunicazione INAIL di alcune assunzioni per un valore potenziale di sanzione di circa 6.000 euro. È venuta, Laura, si chiamava così, è venuta, mi ha detto guardi che c'è questo problema, io intanto l'ho ringraziata perché mi ha avvisato di una potenziale criticità che non è del tutto scontata nei collaboratori, e lei era contenta e è tornata al posto. Io sapendo che era una tifosa juventina, siccome mi arrivano, sono anch'io juventino, mi arrivano le magliette, quelle originali, mi sono informato qual è il suo calciatore preferito, l'ho chiamata successivamente e gli ho regalato anche la maglietta. Il ragionamento qual è? La comprensione, la solidarietà, il comprendere le difficoltà di chi lavora con te, e quindi quello per me è stato un gesto che mi sono proprio sentito. Immagino che anche lei sia stata contenta di non solo non essere stata sanzionata, ma addirittura premiata di un qualcosa per lei molto importante. E nelle organizzazioni le relazioni sono fondamentali. Nelle relazioni non è un caso che noi assumiamo la persona, non assumiamo quello che sa fare, o almeno ci interessa quello che sa fare, ma ci interessa la persona, e la persona è importante che abbia determinati valori, determinati principi, che comprenda che il linguaggio di cui si parlava prima è fondamentale. Ma nella relazione col figlio o il bambino, se io al mio figlio gli dico sei un cretino e non capisci niente, il bambino cresce con non capisce niente, va a scuola, l'insegnante gli dice non capisce, suo figlio è distratto, sono distratto, va al lavoro, non è preparato, sbaglia. Quindi l'autostima delle persone crolla. Da qui l'importanza che io ho imparato, devo dire, tardi, insomma, 30 anni fa circa, ho imparato a distinguere quello che è la persona da quello che è il suo comportamento. Non bisogna mai dire a una persona sei così, perché la persona è com'è. Semmai quello che stai facendo non va bene. Concentrare l'attenzione su quello che uno fa rispetto a quello che uno è, perché quello che uno è e nessuno vuole essere prevaricato rispetto a quello che è, perché se no la prima occasione te la fa pagare peraltro. O lo subisce, nascono e non reagisce, non riesce a reagire. Quindi è importante il linguaggio. Quindi quando si riprende qualcuno si focalizza l'attenzione su quello che uno fa, non su quello che uno è. Per me sono tutti allo stesso livello i miei collaboratori. È chiaro che poi hanno dei ruoli diversi ed è giusto che vengano rispettati questi ruoli, queste responsabilità. Quindi il linguaggio per me è veramente importante. È importante, ma con i bambini, con i collaboratori, nelle relazioni di amore, nelle relazioni, perché si è parlato di cuore, io parlo di amore, bisogna amare le persone e usare le cose, non il contrario.
Bisogna amare le persone e usare le cose. Questo per me è un principio cardine della mia vita che poi si trasferisce automaticamente sui collaboratori della nostra azienda. Per andare a chiudere un po' il mio intervento, noi, i nostri collaboratori, pensiamo devono star bene, anche perché l'ambiente è importante, abbiamo un welfare molto sviluppato, abbiamo la nutrizionista che viene in azienda, che gli fa dà consigli nutrizionali, fanno il Pilates, facciamo fare le analisi cliniche, facciamo venire con degli accordi all'interno dell'azienda per farsi l'esame del sangue, anziché la persona mandarla a lavorare a fare la fila, prenotarsi, viene in azienda tali giorni prestabiliti, si fanno le analisi, possono portare i bambini quando non sanno dove metterli, facciamo spesso attività di bimbi in ufficio, li portiamo i bambini a vivere una giornata con le loro mamme e il loro papà. Perché? Perché il bambino quando esce da casa sente, quando escono i genitori, spesso va al lavoro, ma spesso non sa cos'è il lavoro. Quindi loro vengono a vedere e vivono la giornata lavorativa. Noi abbiamo siamo tante cronache positive in questo senso, abbiamo dato una mensilità a chi faceva figli. Io gli dico, fai dei figli che ti do una mensilità, non il contrario, attenzione. Oggi invece il problema è che noi diamo figli, tu fai figli, anche adottato, papà o mamma, attenzione, e ti do una mensilità. Siamo andati su tutti i TG, abbiamo avuto una pubblicità anche inaspettata, senza pagarla, diciamo, solo con questo gesto. Ma attenzione, ma sono gesti di investimento per me, non sono un costo, non sono un problema. E lo dimostra il fatto che la nostra azienda, che è nata 26 anni fa, abbiamo persone che sono lì da 26 anni. Però attenzione, loro, quando devono andare in ferie, non chiedono permesso ai miei dipendenti. Mandano solo una comunicazione via mail dicendo oggi domani vado in ferie, sono in ferie da A, la mandano a chi di competenza, al sottoscritto che devo sapere tutto, ma senza chiedere permesso. Se hanno il problema che il bambino la mattina è ammalato, è inutile che corri, rischi di fare incidente, poi vieni in ufficio, stai lì perché non sai il bimbo come sta. Stai a casa, lavoro da casa. Chiudo, quindi l'elemento di flessibilità, far conciliare ai collaboratori lavoro e famiglia è fondamentale per noi, ma è un discorso egoistico, aziendale, perché io so che ne ho un beneficio di continuità, di stabilità, di efficienza. Chiudo davvero dicendo che quando si entra in Eurointerim si entra perché c'è bisogno di una mansione. Poi per me c'è una cornice immaginate spessa, che sono le regole, perché le regole vanno rispettate, la legge va rispettata, vanno rispettati i regolamenti. Cioè tu vieni assunto e devi rispettare la cornice. Poi la tela bianca, se ci sono delle cose che la persona è in grado di fare, che lo fanno star bene, compatibilmente ovviamente all'obiettivo aziendale, vengono fatte, gli viene dato spazio. Così la gente, quelle 8 ore che passa, che io pensavo per andare in vacanza, parlavo con mia moglie, sono persone che stanno 8 ore in azienda, le 8 ore più produttive della giornata, 8 ore, sono tante 8 ore, partono spesso al buio e tornano al buio. Per che cosa? Per far arricchire me. Quindi bisogna mettere in condizione di vivere bene l'attività lavorativa e non per ultimo anche dal punto di vista economico, una parte degli utili viene ripartito ai dipendenti. Quindi diciamo che tutte queste attenzioni portano a vivere un ambiente sereno. Immaginate una piramide inversa dove la leadership sta in basso, non sta in alto. Io posso anche non andare 6 mesi, c'è un mio collaboratore qua, sta bene che spesso non ci sono, mi faccio le campagne elettorali, mi sono candidato, ho fatto 3 mesi, non sono mai andato, ma l'azienda è andata avanti lo stesso. È il suo concetto che non devo essere io indispensabile, se no le cose non vanno avanti. Quindi la piramide, immaginate chi è sotto, che fa crescere gli altri. Infatti in azienda non c'è un direttore generale da noi, l'azienda è molto complessa, perché ci sono tanti responsabili, quando c'è un problema si discutono tra di loro, non risolvere il problema mi chiamano. Ecco, sono principi che per me hanno funzionato, non è detto che funzioni in altre organizzazioni. Il problema di trovare persone è importante per i lavoratori, è un problema importante, quindi a maggior ragione molte aziende, e chiudo veramente, oggi si rendono conto che devono far star bene i lavoratori per trattenerli, perché una volta era l'azienda e gli diceva le farò sapere, oggi sono i lavoratori che vengono a fare il colloquio e ti dico le farò sapere. Grazie. Grazie. Dottor Sposato, quasi quasi vengo a fare un colloquio da lei prossimamente.
che mi piace l'approccio che ha avuto, o altrimenti le faccio fare un corso di aggiornamento come management nel mio settore. Comunque, detto questa piccola parentesi, chiudiamo gli interventi dei relatori di oggi con l'avvocato Fabio Petracci, vicepresidente del CIU Union Quadri, che ci racconterà insomma della sua esperienza e della sua organizzazione e ci dirà cosa lo ha spinto ad aprire una sede operativa di Libra, della Fondazione Libra a Roma. Prego. Innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione e per avermi dato la parola. E Libra sarà presente a Roma. Essere presenti a Roma, diciamo così, non significa solo attenzione alla realtà locale, ma significa in qualche maniera, diciamo così, potersi rapportare con tutte le sedi nazionali, in sede nazionale avere la parola, avere un interesse nazionale. Noi stessi, diciamo, e ci stiamo accordando con Libra per avere una sede di CIU Union Quadri nel Veneto, che fino adesso, diciamo, c'era un tempo e poi non è stata così, è andata scemando la nostra associazione nel Veneto. Al di là di questo, dirò alcune impressioni che io ho avuto nel corso di questa, chiamiamolo dibattito, discussione che c'è stata. Io sono un avvocato giuslavorista e mi sto occupando, ma mi sono soprattutto occupato nel tempo, molto di quanto riguarda il mobbing e il malessere non solo il mobbing, ma anche il malessere nell'ambito del rapporto di lavoro. Noi abbiamo iniziato a Trieste un'esperienza con la dottoressa Gerarda Urcioli, abbiamo aperto un centro di assistenza ai lavoratori, non tanto il centro mobbing con cui ho anche collaborato, ma proprio per il malessere, diciamo così, aziendale, che non sempre è mobbing, non sempre è aggressione, spesso è anche cattiva organizzazione, ignoranza e giù di lì. Quello che ho notato nel corso di questa discussione è che questo fenomeno è stato definito molto bene di violenza nelle relazioni. Violenza nelle relazioni. E attenzione, noi spesso confondiamo, io vedo nell'ambito dei rapporti di lavoro, solo per esperienza, diciamo, confondiamo quella che è l'autorevolezza, quello che è il potere, diciamo, che ci deve essere anche in rapporti di lavoro, non dobbiamo demonizzare tutto, con la violenza, diciamo così. Sono due cose completamente diverse. La violenza è tossica, è una degenerazione. L'autorità, diciamo, è più o meno giustificata nelle varie situazioni, va discussa, va trattata, ma è al di fuori di questa discussione, secondo me. Nell'ambito, quello che ho notato è che queste relazioni si verificano nelle comunità praticamente. Voi avete parlato dei minori fino adesso, ma perché i minori frequentano la scuola, perché i minori frequentano gli ambienti sportivi e poi anche perché sono in fase di crescita, diciamo così, e sono più permeabili, diciamo così, ad ogni tipo anche di degenerazione qualche volta. Ma in realtà un'altra comunità importante è quella dell'ambiente di lavoro. E nell'ambiente di lavoro si verificano, diciamo, fenomeni simili anche a quelli che voi avete descritto, ma in qualche maniera più complessi, perché sono legati spesso alla normativa del lavoro, sono legati alle vicende del lavoro, ai diritti dei lavoratori praticamente, o all'organizzazione aziendale. Per questo io ritengo che un cammino parallelo, diciamo, con la vostra associazione, per noi che ci occupiamo principalmente, perché chiudendo così, CIU Union Quadri è un sindacato di quadri direttivi e di nuove professionalità, diciamo così, che siamo al confine tra la libera professione e il lavoro dipendente. Ecco, siamo abbastanza aperti come
come comprensività, diciamo, ecco. E noi ci rispecchiamo in questi fenomeni che avete e li riportiamo nell'ambito del rapporto di lavoro. Ecco perché una collaborazione tra le nostre realtà può essere molto utile. Io ringrazio per questa importante occasione, passo a salutarvi e avremo altre occasioni forse di collaborare assieme. Grazie. Sì, certo Marco, prego. Sì, aspetta, faccio io. Sì, se vuole venire il dottor Marco Ancora, per favore, per darci un suo contributo. Sì, prego. Allora, buongiorno, io rappresento C-Union Quadri, volevo integrare il discorso dell'intervento, scusate la voce si è abbassata, del dottor Petracci. Noi ci siamo visti alla Sala Nassiria e quindi vedo che si ripresenta lo stesso tipo di pubblico. È un convegno straordinario, io vengo da un incontro la settimana scorsa con 8 scienziati quantistici, con Fagin, e si parlava di misure quantistiche, si parlava soprattutto di trascendenza e di valori della vita che in realtà noi piccoli e soprattutto queste piccole figure ci rendono infinitamente più piccola. Io giro una frase che mi hanno detto: la vita è molto grande, ma ci sono persone che ce la fanno vedere molto più piccola di quello che è. In realtà dobbiamo relativizzare le cose. Saluto Giusy Filieri, noi siamo C-Union Quadri. C-Union Quadri è una confederazione nazionale che aderisce al CNEL, volevo sottolineare questo, da 35 anni, e aderisce al Comitato Economico e Sociale Europeo da 33 anni. Quindi noi possiamo portare le istanze di questo sindacato che rappresenta, come diceva l'avvocato Petracci, le professioni intellettuali, ma ormai, diciamo, con l'ibridazione del mondo del lavoro, la figura del mondo del lavoro è sempre più impegnativa e sempre più ibridizzata. Uso questi termini che si aggiornano di volta in volta. Siamo presenti al CESE con Maurizio Menzi, che è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale ed è presidente della commissione che ha dato il parere sull'intelligenza artificiale, quindi noi possiamo postare queste istanze anche con tutta una serie di convegni che con l'avvocato Petracci portiamo al CNEL. Il CNEL ci ha incaricato di un disegno di legge sull'intelligenza artificiale, su quelle che sono alcune figure particolari, quella per esempio del DPO oppure del preposto. Quindi noi porteremo queste istanze, ricordiamoci, il CNEL recentemente ha portato la figura del recupero delle figure dei detenuti, no? Chiamati soggetti privati della libertà personale. Io non sono d'accordo su questa definizione perché detenuto è un termine molto più rispettoso che carcerato, imprigionato, figure private della libertà personale. E quindi possiamo portare le vostre istanze a Roma, e questo è il senso dell'accordo che abbiamo fatto con questa potente associazione che si chiama Libra. Io ho conosciuto la dottoressa Filieri, sono orgoglioso di conoscerla e soprattutto di queste sedute che abbiamo fatto qui. Io potrei essere il padre di Lisa, Annalisa, eccetera, ma io sono contento perché oggi sono venuto in seduta al contrario, l'avete fatta voi a me. E devo dire, bisogna anche relativizzare le cose, perché guardando avanti bisogna anche considerare chi è che porta queste istanze, cioè la piccolezza di queste persone, relativizzare. È un fenomeno chiuso, siete uscite, magari non sarai felice ma sei illuminata, nessuno raggiunge la felicità e siete illuminate tutte e due. Avete portato anche molta luce, devo dire, molte persone si accendono nella vita, soprattutto a Roma col traffico, ma pochissimi si illuminano. E questo è un discorso che vorrei fare. Il bullismo. Io devo dire che prendevo qui alcuni passaggi. Sociale, è un fenomeno sociale, certo, familiare, sportivo, lavorativo, è un fenomeno nelle caserme, ricordatevi il nonnismo, all'università, nelle curve ci sono dei riti di sottomissione, quindi è un fenomeno che riguarda tutto il mondo e non riguarda solamente voi o noi che eravamo in fase di formazione, ma proprio sono riti iniziatici fatti dai poveracci, perché questi sono, diciamo, sono soggetti molto più fragili, vigliacchi, che pensano di essere più forti, in realtà poi nella vita
C'è un contrappasso in questo. Io vi racconto un episodio molto breve. Ho diversi amici per quello che faccio, anche nelle relazioni personali. Ho un amico che viene da una casata inglese molto molto conosciuta, lui è italo-inglese, e mi raccontò, ci sono 3 grandi collegi, c'è Oxford, Cambridge e Eton. Lui andò a Eton, era un Cristo di 1,90 m, e lo chiamarono, disse: tu sei appena arrivato, si presentavano in giacca come tuttora, eccetera. Lui si presentò e questi, senza dirgli niente, gli diedero un pugno nello sterno violentissimo. Lui svenne, e questo era il rito di iniziazione, cioè poteva morire, e me lo raccontava. Devo dire che questo rito gli ha fatto forse bene. Io stesso, a suo tempo, per il lavoro di papà, ho girato molte città, sono stato a Milano, nato a Napoli per il lavoro di papà. Nato a Napoli, andato a Milano, sono stato massacrato perché venivo da Napoli. Torno a Napoli massacrato perché venivo da Milano, quindi non ne sono uscito, mi hanno massacrato, però devo dire che alla fine tutto questo non dico che mi ha fatto bene, ma mi ha fatto crescere, perché forse in certi casi subire queste cose è necessario per avere, è un po' come il Calvario o le vite dei santi, per avere poi quel passaggio iogico, come dicono in molti, o karmico, comunque evangelico, per essere migliori. Ecco, io credo che nella vita alla fine voi siete molto migliori di certe persone, anche più grandi. E poi, insomma, guardate anche quella che è la società, non solo, perché poi è chiaro che si personalizzano i casi, è successo a me, ma guardate gli insegnanti. Noi perché come Union Quadri entriamo in questo? Perché tuteliamo quello che è il mondo del lavoro, quindi gli insegnanti, formazione fondamentale, cioè, ma pensiamo anche alle condizioni di lavoro di questi insegnanti che non vedono, ma quelli che vedono picchiati o comunque insultati da questi coatti, si dice a Roma, dei genitori che vanno lì a ottemeno, tesfarto, queste cose che sono all'ordine del giorno. Pensate al personale sanitario. Pensate, ecco, il bullismo è una cosa che riguarda tutti noi ed è atavico, cioè è purtroppo una cosa che c'è sempre stata, ci sarà sempre, ma adesso forse abbiamo un risveglio sociale, abbiamo forse con internet che tanto male porta, ma può anche portare illuminazione al contrario, cioè dare l'informazione in tempo reale e cercare di prevenire questo fenomeno che ci sarà sempre. Tutti quanti nella vita, per un aspetto o per l'altro, siamo stati bullizzati, tutti quanti noi saremo. Molto bello l'intervento di tutti, devo dire, il dottor Sposato sposa una comunità. Io vengo dal CNEL e devo dire che il CNEL è stato fondato da David Lubin, che crea l'Istituto Internazionale di Agricoltura con un concetto premonitore, precursore di quello che poi farà Olivetti con l'idealismo utopico o Luisa Spagnoli. Quindi questa è la società è quella di guardare l'altro, cercare di portare la propria esperienza con grande umiltà e soprattutto non sopraffare. Purtroppo la sopraffazione c'è sempre stata. Non dico che sia darwiniana, perché poi restano i migliori e i migliori non sono loro, i migliori siete voi, però in questo senso noi possiamo portare questo apporto. Oggi da un punto di vista umano, devo dire, è stata un'esperienza bellissima la seconda, perché io ero con Fagin qualche giorno fa che mi ha insegnato tante cose e mi ha insegnato anche a vedere, no? Un'illuminazione quantistica che può essere migliorare la società, non peggiorarla. Quindi grande ottimismo, grazie ancora a tutti voi, grazie a Giusy, grazie a Libra, grazie alla Regione Veneto. Io vengo da Roma, devo dire, ho rischiato di non venire, non c'è un taxi a Roma, quindi siamo in condizione e sono riuscito a non stressarmi, mi è solo abbassata la voce, quindi grazie ancora e a presto. A Roma avremo questa sede che sarà a vostra disposizione attraverso la dottoressa Figli per portare le istanze non solo in tutte le sedi nazionali, ma ove possibile al CNEL e al Comitato Economico e Sociale Europeo. Grazie. Grazie Avvocato. Con quest'ultimo intervento io ringrazio tutti i presenti, le autorità, i relatori, ma soprattutto la consigliera Cavinato che ha reso possibile questa nostra presentazione di oggi, questo convegno. Diciamo abbiamo tracciato una strada per dei percorsi condivisi e quindi lascio a lei terminare quello che potrà essere. Diciamo che sono io che ringrazio voi per aver tracciato questa strada. Spero che questo sia una goccia che però serva poi a riempire il vaso. Grazie a tutti gli intervenuti, i vostri interventi sono stati veramente utili, penso a tutti, e ci hanno arricchito e ci hanno insegnato tante cose.
Grazie a Fondazione Libra per esserci, per fare il lavoro che sta facendo, importante. E grazie a chi oggi ha voluto portare loro stessi qui dentro e a farci capire cosa vuol dire. Grazie, buona giornata.